Quindi adesso mi date voi la parola. Quando parte la cosa ti giro io tu. Buongiorno. 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 Pochi minuti e poi iniziamo. Eccoti qua. Buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti. Buongiorno a tutti. Buongiorno. 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 Ok, vedo che siamo già tutti collegati, quindi vedo che c'è il dottor Fabio Toso di OIC. Per Ascom Padova, Ci sono io, Silvia Dell'Uomo. Silvia Dell'Uomo, certo. Ben arrivata, buongiorno. Grazie, buongiorno, grazie. Ok. Ok, e poi subito dopo, ok, procediamo con, vediamo, Guido, scusami, riesci a farmi vedere un attimo di nuovo tutti i partecipanti? Ok, quindi deve ancora arrivare, vedo Giorgia Monetti, benvenuta. Ciao, e poi vedo che manca invece ancora Luigi Migliore, che sarà con noi tra poco. Ok, solo un avviso. Ok, sì, intanto ho avvisato anche il dottor Migliore. Bene, sono le 16:03, direi che possiamo anche partire così avviamo i nostri lavori. Quindi, ecco, benvenuti a tutti, benvenuti a questo webinar del 17 aprile che ci dà appunto l'occasione di ripensare un po' a come sarà la mia vita quando sarò in pensione, e ci dà anche proprio l'occasione di tratteggiare un po' le dimensioni e le opportunità per prepararsi al cambiamento. Avremo modo di avere diversi interventi, diversi relatori e anche molteplici testimonianze proprio dal mondo del volontariato socioculturale, che possono appunto essere occasione proprio per prefigurarsi uno scenario nel dopo impiego lavorativo. Iniziamo subito e per non perdere minuti preziosi io lascio la parola al direttore generale di Fondazione OIC, Opera Immacolata Concezione, dottor Fabio Toso. Prego, a lei la parola.
Buongiorno a tutti. Allora, Fondazione Opera Immacolata Concezione si occupa di longevità da moltissimi anni e in particolare di longevità attiva da ormai quasi un paio di decenni, perché credo che sia veramente un pensare al futuro. Pensare al futuro. Credo che fino a non moltissimi anni fa la piramide demografica aveva una sua conformazione dove molti giovani, adulti e poi magari meno anziani. Oggi le cose stanno cambiando e per noi vedere la longevità che si espande come area di età con parecchi partecipanti, la vediamo come un'opportunità da cogliere, come qualche cosa che alla società può dare molto, perché stiamo parlando di persone che hanno il mestiere della vita, persone che hanno fatto esperienza lavorativa, esperienza di relazione e che oggi, dopo, pensando al loro pensionamento, possono pensare a quello che potranno dare domani, perché la cosa bella è che una volta che si è andati in pensione si avrà molto tempo per curare le proprie passioni. E all'interno della fondazione abbiamo già fatto parecchie esperienze di questi percorsi di coinvolgimento di persone che hanno partecipato a dei percorsi formativi per poi essere inseriti in diverse esperienze, soprattutto intergenerazionali. Ecco, questo mi piace sottolinearlo, cioè è molto interessante coinvolgere i longevi attivi in percorsi che possano renderli utili in attività intergenerazionali, perché è molto importante che ci mantenga un tessuto sociale senza separazioni fra giovani che stanno costruendo il loro futuro, fra gli adulti che sono impegnati nel lavoro e i pensionati che sembrano destinati a fare un percorso per conto loro. Invece il tessuto sociale deve essere un tessuto in rete, un tessuto che si mantiene ben saldo nella sua coesione, quindi che non crea situazioni di distacco, e il distacco si percepisce quando si va in pensione come se si entrasse in una realtà in cui non si è più così funzionali, non utili ma funzionali. Invece è esattamente quello che sta succedendo da qualche anno, ormai si sta rilevando che questa parte di longevi non solo è molto numerosa, ma anche capace di essere molto attiva, molto proattiva. Quindi è molto interessante proseguire in questi percorsi. Bene fa la Regione Veneto a sostenere questi percorsi di longevità attiva. Come Fondazione Opera Immacolata Concezione partecipiamo insieme a tantissime associazioni che poi verranno presentate, quindi non vi porto via tempo nel presentarle, ma ci fa molto piacere essere insieme a molte associazioni, che fra l'altro è una rete che si sta espandendo e che dimostra appunto che attraverso rendere protagonisti i longevi si riescono a costruire reti sociali. Questo è un messaggio che mi sento di dare, cioè guarda caso, proprio andando a costruire o a proporre coinvolgimento agli anziani, si scopre che si riesce a costruire una rete sociale molto più forte e molto più ampia. Quindi auguro a tutti quelli che parteciperanno a questi percorsi di essere proprio nodi di questa rete. Quindi grazie a chi ha organizzato, grazie a tutti quelli che parteciperanno, grazie ai partner che sono elencati, che non elenco, ma che sono elencati e a cui lascio volentieri la parola per presentarsi. Grazie. Grazie al dottor Toso di questo incoraggiamento e di questo augurio che sicuramente chi ci ascolta avrà modo di raccogliere. Passo la parola alla dottoressa Silvia Belluomo di Ascom Padova, Confcommercio Imprese per l'Italia. Grazie. Io rappresento qui il presidente, di cui porto i saluti, Bertin, che però è dovuto purtroppo presenziare ad un impegno che non è riuscito a spostare, diciamo così, e quindi io sono contenta però di esserci, perché ricordo ancora quando l'abbiamo presentato il progetto in Ascom mesi fa, e che è un progetto veramente bello, veramente interessante. Noi di Confcommercio cerchiamo di occuparci di tutti gli ambiti della società,
e non solo della mission che è nel nostro nome, del commercio, del turismo e dei servizi, ma proprio di quello che può servire per migliorare, diciamo, la situazione della società intera. E quindi per questo ci occupiamo di cultura attraverso un premio letterario sportivo, ci occupiamo di sostenere la ricerca medica e quindi anche l'invecchiamento attivo è sicuramente un argomento che a noi interessa, perché ha delle ricadute importanti e perché è sempre più argomento contingente, perché abbiamo adesso un invecchiamento molto più spostato nel tempo e quindi molto spesso chi va in pensione si sente ancora in grado di fare, di portare avanti progetti, di fare cose. D'altra parte c'è chi invece va in depressione, insomma bisogna assolutamente occuparsi di questo aspetto che è molto impattante nella società. Noi abbiamo addirittura un sindacato dedicato che è quello dei 50 e più e loro veramente all'interno di questo sindacato organizzano, pensano a tutti gli aspetti che coinvolgono poi le persone di una certa età dal momento in cui vanno in pensione. Quindi noi siamo interessati a questi progetti e noi sicuramente portiamo nel corso anche di questo progetto il nostro apporto. Ringrazio veramente per il coinvolgimento, saluto tutti e auguro un buon progetto a tutti. Grazie. Grazie di cuore a Silvia Belluomo che ci ha così portato i saluti di Ascom, dove non solo Ascom è partner di questo progetto, ma è chiaramente fondamentale anche la rete di prossimità che le piccole, medie e grandi imprese, insomma, rivestono nel nostro territorio. Bene, a questo punto ho piacere così di condividere una slide per poter presentare appunto un po' il programma di oggi. Eccoci qua. Allora, questo webinar di fatto è una delle attività che si realizzano all'interno di questo progetto Training Partecipativo in Vitality Community, dove Regione Veneto ha appunto finanziato alcune attività proprio per andare a sostenere e supportare sia l'invecchiamento attivo sia anche proprio una sensibilizzazione, direi. In particolare all'interno di questo progetto, dove i partner sono numerosi e qui compaiono elencati con la loro rappresentazione grafica, quindi diverse sono le associazioni, l'associazione Agora, Terza Età Protagonista, l'associazione VADA, Civitas Vita e Vada Nazareth, l'associazione Medici in Strada, l'associazione IASI Pronto Anziano, Centro Ascolto Padova Nord, l'associazione Famiglie Penano, anche la collaborazione di Confindustria e la rete utenti per caso. Preziose sono state le collaborazioni anche del Comune di Padova, dell'ULSS e dell'azienda ospedaliera. Questo progetto ha in qualche modo supportato proprio la valorizzazione dell'invecchiamento attivo, attivando direi anche una sorta di scuola per la cultura dell'invecchiamento in salute. Ad oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci parla di invecchiamento attivo, ma ancora di più ci parla di invecchiamento in salute, quindi come si può invecchiare il più possibile in salute, invecchiare bene, diciamo, e traccia delle linee guida. In questo progetto noi abbiamo avuto modo appunto di valorizzare l'invecchiamento attivo delle persone che già sono andate in pensione con dei percorsi gratuiti di empowerment e di formazione alla cultura della longevità attiva e poi anche appunto di andare a declinare degli incontri, dei workshop di empowerment, di sensibilizzazione per dipendenti sia dell'area privata sia dell'area pubblica.
attraverso le associazioni abbiamo anche avuto modo di fare degli incontri di sensibilizzazione rivolti ai giovani proprio sul tema del volontariato, che sappiamo essere un tema fondamentale in termini di solidarietà verso gli altri. Ecco, questo è un po' il quadro generale del progetto, che si è appunto attivato lo scorso anno, nel 2022 a febbraio, e dove abbiamo portato avanti una serie di attività. Il tema di oggi è un tema appunto importante, perché in questo webinar noi ci rivolgiamo proprio alle persone che diciamo sono al termine della loro carriera lavorativa. Ci rivolgiamo proprio a chi negli ultimi mesi di attività e anche a coloro che sono da poco andati in pensione e che da un lato hanno raggiunto un obiettivo importante e quindi anche un entusiasmo per un tempo ritrovato, ma che di qui a poco si stanno chiedendo che cosa è possibile fare, che cosa farò da grande, insomma, che opportunità abbiamo. E per aiutarci così ad affrontare il tema del cambiamento, questo passaggio di ruolo, questo passaggio di status importante, abbiamo con noi due persone, due professionisti esperti nel settore, nell'ambito. Abbiamo la dottoressa Giorgia Monetti, psicologa, collaboratrice di Ascom e titolare di Focus Argento HR SRL, e sarà qui tra poco con noi anche il dottor Luigi Migliore, psicologo appunto, sempre collaboratore di Ascom, titolare dell'NT Group. Allora, in questo momento vedo che è già collegata la dottoressa Monetti, e quindi io lascerei la parola a lei, e subito dopo proseguirà il collega. Lascio la parola a Giorgia Monetti. Grazie. Grazie Alessandra, buonasera a tutti, grazie dell'invito che mi è stato fatto da Ascom per poter parlare di questo argomento, che è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, poter parlare proprio di questo periodo di transizione e come può essere vissuto dalle persone questo periodo di transizione. Ho preparato, per potermi seguire un pochino meglio nel discorso che vi farò e anche magari per fissare dei punti, alcune slide che vedo se riesco a condividere con voi. Quindi un secondo solo che provo a presentarle. Vediamo se si riesce in questa azione. Ok. Scusatemi perché Forse ci mette un attimo a caricare. Infatti non bisogna caricarle a quanto pare, quindi un attimo solo che faccio questa operazione di caricamento. Sì, qualche minuto, la piattaforma carica le slide e poi dovrebbero essere visibili. Fossero caricate. Vediamo qui se si caricano subito. E comunque ecco, stavo pensando che anche domenica ero all'inaugurazione di una creazione di una stanza multisensoriale e avevo proprio l'onore di avere due ex infermieri che mi hanno aiutato in questa attività, quindi stavo pensando proprio a come quanto è preziosa la risorsa delle persone che acquisiscono tempo. Esatto. Allora, le ho libero. caricate, vediamo Sì. se le prende. Sì, ci sono. Come diceva qualcuno, il bello della diretta.
Evviva, siamo in diretta. Ok, Eccoci qua. Ottimo. ci siamo, perfetto. E appunto parleremo proprio di qual è il ruolo possibile, cioè cosa è possibile fare, ma anche di dare una visione diversa a questo periodo di transizione. Ho pensato di iniziare con un esempio, che è la mia presentazione oggi. E quindi, buongiorno, sono Giorgia Monetti, sono una psicologa, ho fondato 13 anni fa Focus Argento, oggi Cercare, che porta i marchi Focus Argento, Mondo Snosere e HR People. Lavoriamo e lavoro nelle organizzazioni che si occupano di fragilità in Italia e in Europa. Ho 55 anni, in realtà 56 adesso, sono veneziana, vivo da oltre 20 anni nel Padovano, in un piccolo paesino che si chiama Polverara. È un paese che è famoso per un animale, la gallina, la famosa gallina di Polverara. Per lavoro viaggio moltissimo, tanto che conosco poco chi vive intorno a me. Conosco magari altri territori, ma poco il nostro territorio. Sono sposata, non ho figli e il mio lavoro è anche il mio hobby. Questo è quello che magari direi adesso se dovessi presentarmi come in questo momento, cioè chi sono, cosa faccio, e il mio lavoro occupa una grande fetta della mia vita, quindi questa sarebbe la mia presentazione. Immaginiamo adesso di fare un salto temporale, andiamo avanti nel tempo. E che cosa accade? Accade che vado in pensione, noi psicologi andiamo in pensione tendenzialmente molto tardi, finalmente vado in pensione e qui cambia un po' la mia presentazione, perché buongiorno, sono Giorgia Monetti, ho 70 anni, sono veneziana, vivo da 40 anni nel Padovano, in un paesino che si chiama Polverara, che è famoso per un animale, la gallina. Sono sposata e non ho figli. Vedete come la mia presentazione, nel mio caso, andrebbe veramente molto a togliere delle fette. Rimarrebbe il mio nome e cognome e rimarrebbe forse in mente nelle persone la gallina di Polverara. Quindi tutto quello che è la mia vita avrebbe riassunto che mi chiamo Giorgia Monetti e che vivo in un posto dove c'è una gallina famosa. È un po' fa riflettere questo aspetto. E quindi la riflessione che facevo la prima volta in cui la dottoressa Bucchi mi ha chiesto, e Asco mi ha chiesto di fare questo, sono stati questi 3 aspetti. L'identità, la mia identità è uguale al lavoro che io svolgo? Mi sono fatto una domanda. La pensione vuol dire fine, passatemi questa parola, dell'utilità produttiva e sociale, della funzionalità, quello che diceva anche il direttore precedentemente. E pensionato vuol dire vecchiaia, cioè pensione uguale vecchia. Ed io ho riflettuto su questi pensieri e ho detto, ma anche no, è possibile uno scenario diverso, cioè è possibile vedere l'arrivo della pensione in una maniera diversa e anche creare o togliere uno stereotipo da questo? Beh, certamente sì, però ci sono dei presupposti, cioè c'è proprio chi vive la conclusione della vita lavorativa come un entusiasmo, finalmente una liberazione, finalmente posso modificare la mia quotidianità, posso fare quello che voglio, posso dedicarmi a ciò che mi piace. È una liberazione, smettere di dover tutti i giorni andare a lavorare, tutti i giorni, tutti i santi giorni. C'è chi invece fa fatica a lasciare il proprio lavoro, fa fatica a vedersi in un ruolo diverso rispetto a quello che è il ruolo lavorativo. Ecco che come faccio a aiutare chi sta attraversando questa transizione da, io dico, lavoratore attivo a non più lavoratore, ma sempre persona ovviamente. Ecco che ci sono tutta una serie di studi
che hanno proprio approfondito questi temi e hanno cercato di capire come posso aiutare le persone, ma anche fare delle previsioni, se così si vuol dire, di chi saranno quelle persone che potrebbero avere maggiori difficoltà a transitare da un ruolo a un altro ruolo. In particolare c'è tutta uno studio in letteratura che mostra come il pensionamento possa essere visto come una transazione caratterizzata da stress psicologico a causa proprio della perdita di ruolo, vista proprio come un lutto, o al contrario come dicevo prima, un periodo di benessere, in continuità proprio con lo stile di vita precedente, anzi sto meglio, perché vivo meglio, più tempo per me. Ecco che questi studi hanno approfondito degli strumenti, in particolare dei questionari e dei test, che ci aiutano proprio a capire come orientarci. Uno strumento va a misurare la scala sulla centralità del lavoro, cioè la centralità del lavoro nella vita di un individuo è stata misurata con un singolo item, con il quale si richiede proprio alla persona di esprimere su una scala che va da un valore minimo di 1 a un valore massimo di 7 l'importanza che ricopre il lavoro nella sua vita. Questo progetto è stato portato simultaneamente avanti in 8 diversi paesi, sia in Europa, Belgio, Olanda, Regno Unito, Germania, sia in paesi come Israele, il Giappone e gli Stati Uniti, al fine di capire proprio i significati e poi le successive conseguenze che avessero quanto io mi sento fondamentale nel lavoro, quanto il lavoro premi completamente la mia personalità. Un altro strumento è stata la scala sull'identificazione organizzativa, cioè quanto il lavorare in una organizzazione andasse a ricoprire totalmente la mia personalità. Più questi cerchi si sovrapponevano, più la mia persona era il lavoro, è il lavoro. Capite che, anche senza che noi partecipiamo a questi studi, diventa evidente come se io mi sento e mi identifico completamente con il mio lavoro, se io mi sento completamente parte della mia organizzazione, tanto in maniera quasi, passatemi la parola, quasi patologica, cioè vado a perdere l'identità per diventare la mia organizzazione, potrebbe essere problematico nel momento in cui io perdo questo ruolo lavorativo. Un ultimo strumento che vi voglio presentare, che ha aiutato proprio questi studi per far vedere che questo è un pensiero che va avanti da molti anni, capire come aiutare le persone in questa fase, è la scala dell'autoefficacia. La scala dell'autoefficacia insieme a una scala che misura il locus of control, cioè quanto le persone pensano che gli eventi dipendono dal destino, dalla fortuna, dalla sfortuna o da altri, e quanto invece dipendono da noi, quanto noi siamo gli artefici del nostro destino e dei cambiamenti. Ecco che persone con un indice di autoefficacia più alto e con un locus of control, cioè la possibilità di cambiare gli eventi interni, reagiscono meglio a questo periodo di transizione. Hanno, come dire, più strumenti per riuscire a sentirsi anche dopo persone attive. In particolare, andare a dedicarsi di più alle proprie passioni o a utilizzare anche quelle che sono le proprie competenze e quindi iniziare magari una volta raggiunta la pensione o nuove attività o supportare i propri figli o aprire proprio delle attività di consulenza o trasmettere il proprio sapere a lavoratori magari meno esperti, più giovani. Quindi lavorare con le competenze che ho acquisito durante la mia vita e che sono mie può essere molto interessante in un momento di vita come quello del transito all'attività pensionabile. Io ho parlato molto in questa fase di competenze, cioè utilizzare le competenze che ho sviluppato. Ma cosa sono queste competenze? Di cosa sto parlando? Beh, le competenze sono
una caratteristica proprio intrinseca della persona e sono causalmente, quindi non a caso, ma causalmente collegate proprio a una prestazione che io ho, che può essere efficace o superiore in una particolare mansione o in una situazione che viene misurata secondo un criterio prestabilito. La cosa che è molto interessante vedere è che le competenze sono parte integrante e duratura della personalità, quindi fanno proprio parte di me, non è un qualcosa che posso perdere. Una volta che io l'ho sviluppata, l'ho acquisita, la porto avanti, non è che se non la esercito la vado a perdere, anzi rimane mia. È un qualcosa poi che predice un comportamento e che mi aiuta a raggiungere dei risultati. Le competenze sono state proprio definite negli anni '80 come disposizioni della mente. E questo a noi sono molto utili queste considerazioni, questi studi, perché ci dicono che esistono competenze diverse che possono essere applicate quotidianamente nella nostra vita per compiti completamente diversi. Infatti abbiamo competenze diverse, non sono tutte uguali le competenze. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che, ad esempio, le persone che mi hanno aiutato sabato nella mia attività erano persone che hanno acquisito e hanno sviluppato nel corso della loro vita, pur essendo degli infermieri, delle competenze. Ad esempio, una persona mi diceva che aveva la passione, aveva lavorato da ragazzo come liutaio prima di iniziare l'università, di iniziare la scuola infermieristica, e durante la pensione ha ripreso questo suo interesse. Un'altra persona invece non sapeva, io dico, lavorare di mano, ma aveva delle ottime competenze linguistiche, la capacità di scrivere poesie, e mi ha aiutato nella presentazione nel scrivere questo discorso introducendolo con una poesia. Quindi esistono competenze molto diverse l'una dalle altre. Infatti vedete che qui ho provato un po' a dividerle in 3 gruppi: le competenze di base, le competenze tecniche, ad esempio il liutaio, per dirvi, quindi lavorare con i legni, gli ebanisti, le competenze trasversali e manageriali. Mi fermo soprattutto sulle competenze trasversali, che sono quell'insieme di caratteristiche personali che la persona manifesta nel rispondere ad una richiesta dal punto di vista dell'ambiente organizzativo, dell'ambiente esterno. Quindi non sono competenze tecniche, ma sono competenze che vengono chiamate soft skill. Vediamo un pochino di cosa stiamo parlando. Possono essere competenze di tipo personali, ad esempio la resilienza, la responsabilità, la motivazione, la curiosità, la riflessione, la fiducia in se stessi. Possono essere competenze di tipo sociali, la sensibilità, l'empatia, la capacità di comunicare, la capacità di lavorare in team, o competenze più di tipo metodologico, ad esempio la capacità di analisi, le capacità organizzative, la capacità di presentazione, di risolvere i problemi, il famoso problem solving, la capacità di resistenza allo stress. Ci sono molti tipi di competenze, queste si chiamano tutte competenze di tipo trasversale. Ecco che queste competenze come le posso utilizzare? Dove le posso mettere in campo? Beh, ho provato a fare anche qui uno schemino. A me aiuta a schematizzare le cose, perché altrimenti la mia mente divaga tantissimo. E ho pensato, dove posso applicare queste competenze? Beh, nella comunità. Molti di voi già operano come volontario, hanno fondato delle associazioni, quindi potrei applicare le mie competenze mettendole a disposizione della mia comunità, nel volontariato sociale, per il territorio, per la sicurezza, per la salvaguardia animale, nella politica, perché no? Oppure per le nuove generazioni. Diciamo che una non esclude l'altra, però ho provato un po' a fare dei sottoinsiemi. Ad esempio, accompagnando nuovi lavoratori, facendo del tutoraggio, trasmettendo le mie conoscenze,
facendo il nonno, la nonna, sto aiutando sicuramente le nuove generazioni. Sono preziosissimi i nonni e le nonne. Oppure per il settore produttivo, creando una nuova impresa, facendo delle attività di consulenza, creando un'impresa sociale. Conosco molte persone che hanno avviato delle imprese sociali. Ecco, per concludere, quello che ci tengo veramente molto a passare è che le competenze acquisite sono un tesoro e sono un tesoro che non invecchia mai. Le competenze non invecchiano, si sviluppano, si arricchiscono, non vanno mai ad essere persi. Un altro aspetto è che i miei saperi possono far crescere nuovi saperi. Il passaggio di quello che io ho imparato, passandolo ad altri, può moltiplicarsi, può generare nuovi saperi e che c'è veramente un mondo da scoprire di fronte a noi a qualsiasi età, in qualsiasi momento, se riesco a guardarlo con occhi nuovi. Questo è un messaggio che ci tengo molto a ribadire. Il mondo è a seconda degli occhi e degli occhiali con i quali io li vado a guardare. E la pensione può essere veramente un'ottima risorsa da utilizzare. Io vi ringrazio moltissimo per questo tempo, se poi c'è qualche dubbio o qualche domanda sono qui. Grazie. Io non ti sento, Alessandra, solo io? Grazie a Giorgia Monetti che ci ha aiutato insomma a tratteggiare, proprio a introdurci nell'argomento e a tratteggiare proprio questa dimensione del cambiamento che direi parte anche proprio dalle parole che usiamo per descriverci. In base alle parole che scegliamo diamo un'immagine all'altra persona che ci ascolta e che ci conosce appunto attraverso quelle parole, per poi appunto focalizzare l'importanza, ecco, proprio in una fase di cambiamento, e nella vita ce ne sono più di una, che è quella proprio di mettere il focus anche sulle competenze che divengono quindi risorsa, ecco, risorsa per una longevità di benessere. Grazie Giorgia. Nel frattempo, ecco, ricordo che se qualcuno ha qualche domanda anche tra i partecipanti può scrivere nella chat. Colgo l'occasione, ecco, per dare quindi la parola al collega, il dottor Luigi Migliore, sempre collaboratore ASCOM, che ringrazio di essere qui oggi con noi e titolare dell'NT Group. Grazie mille Luigi. Buongiorno, grazie a voi di avermi invitato, spero si senta sì, ho acceso il microfono, ho acceso tutto quanto. Per condividere la mia presentazione credo che basti che io faccia in questa maniera. Ok. Screen share e poi dovrei scegliere una cosa. Perfetto. Adesso teoricamente dovreste vedere la mia presentazione. Datemi un cenno semplicemente per farmi capire La sta che state vedendo la mia caricando, sì. presentazione, però non Ora la state vediamo. vedendo la mia presentazione perché non è questa e quindi devo fare semplicemente, scusate, ma ok, devo andare sulla mia presentazione, però non mi fa aprire. Ah, eccola qui.
Perfetto, adesso la vedete. Adesso quello che mi piace raccontarvi, lato Aspetta, scusami, mio, ok, ecco, adesso la sta caricando, ditemi, grazie. sta vedendo, Perfetto. esatto, sì, sì, Sì. adesso ho visto che stava caricando. Quello che vorrei raccontarvi dal lato mio è un po' l'aspetto, diciamo così, di come questa transizione, no? Quindi il lavoro ad altra fase della vita, quindi quella del pensionamento come una fase ulteriore a quella dell'attività lavorativa, da come potrebbe essere non solo vista ma gestita da parte delle aziende. Quindi come le aziende possono gestire il percorso di uscita del lavoratore prima della pensione, perché comunque il tema della pensione è un tema interessante, ma c'è tutto il tema del pre-pensione, quindi quest'ultimo periodo che secondo me le aziende oggi, come dire, non solo stanno perdendosi di vista, ma stanno pericolosamente perdendosi di vista. Nel senso che se io guardo la prospettiva aziendale, quando una risorsa esce dall'azienda, è sicuramente un momento, diciamo così, traumatico, no? Per cui comunque una persona va via e si porta via normalmente, o uno dei rischi grossi è che si porti via una parte delle sue conoscenze, ma anche di tutto quello che è il suo mondo, delle relazioni all'interno dell'azienda, del come si è sempre fatto, di come si faceva, di quella volta che è, quindi la storia di un'azienda. Quindi l'uscita di una persona rappresenta comunque un momento traumatico per l'azienda ed è per quello che nella mia visione è un momento che va molto ben gestito. Perché? Quindi la mia prima domanda è: perché è importante saper gestire l'uscita di un dipendente? Sicuramente, come dire, la cosa interessante è perché comunque è un momento traumatico. Quindi la prima risposta è un momento traumatico per l'azienda, deve essere gestito bene. Ovviamente una buona preparazione a questo punto fornirà un vantaggio all'azienda, quindi fornisce all'azienda un periodo idoneo di preparazione per la sostituzione, e dall'altra parte garantirà al lavoratore una transizione senza scossoni. Quindi, come in molte attività, si parla sempre, diciamo così, dell'output, della parte finale, quindi per esempio del pensionamento, quando in realtà bisogna parlare bene del periodo di come dire, quindi prima del pensionamento, come gestisco questo momento di transizione. Ora, a me è capitato professionalmente di gestire anche proprio dei passaggi generazionali, no? Il classico passaggio dal padre al figlio, ma in realtà la transizione, l'uscita di una persona è in qualche modo paragonabile a un passaggio generazionale e va preparato. Non si può iniziare a prepararsi alla pensione, dico ovviamente per chi si sta pensionando, ma altrettanto per l'azienda, non si può pensare di prepararsi quando mancano 3 mesi al pensionamento. Purtroppo succede ogni tanto che in alcune aziende si scopre ma a proposito, ma quello mi ha detto che fra 6 mesi va in pensione. Non si può arrivare a lì, perché è pericoloso per l'azienda. Ovviamente è assolutamente brutto da una parte, ma molto spesso poco utile anche per il singolo lavoratore, ma sempre riguardandolo in una prospettiva aziendale, è estremamente pericoloso. Quello che vedo io è che la preparazione all'uscita di una persona dovrebbe partire almeno un paio d'anni prima. Quindi in un percorso che significa iniziamo a capire chi sostituirà questa persona, come la sostituirà, quali competenze questa persona dovrà passare a qualcun altro, come dobbiamo scegliere il suo, come dire, sostituto, eccetera, eccetera. Quindi mi piace veramente parlare di transizione, quindi non di pensionamento, ma di una transizione che ha bisogno del tempo. Ovviamente questo tempo aiuterà perché, dico di nuovo, sicuramente fornisce all'azienda un periodo idoneo di preparazione, ma anche garantisce alla persona un giusto momento di preparazione e di transizione senza scossoni. Cosa può fare l'azienda? Ma molto semplicemente io ho provato a indicare alcune cose. Sicuramente può comunicare con lo staff interessato, cioè l'uscita di una persona può essere traumatica anche per i colleghi, quindi sicuramente una riunione può servire a rassicurarli e inoltre può servire anche a descrivere i passaggi. Guardate, questa persona fra 2 anni o fra 1 anno non sarà più con noi, ma nel frattempo i passaggi saranno questo, poi le persone che lo sostituiranno saranno queste altre, eccetera, eccetera. Quindi avere un piano delle nostre persone e comunicare anche all'interno fosse dell'ufficio e non di tutta l'azienda quali sono i nostri piani e quindi comunicare con lo staff può essere molto utile perché, ripeto, non è un trauma, ma soprattutto fa capire a tutti quali sono anche i passaggi che ci saranno.
Ovviamente pianificare anche un colloquio di uscita, anche questa è una cosa che purtroppo nelle aziende ancora oggi si fa fatica a fare. Questo vale anche per le persone che escono normalmente, figuriamoci per quelle che escono dalla pensione. Il colloquio di uscita del dipendente sicuramente è gratificante per la persona che va via, ma non solo garantisce l'immagine aziendale, ma ci può far scoprire cose che fino a quel momento magari nessuno ci ha detto. Cioè, quando una persona va via ed esce dall'azienda, è sempre importante avere un buon colloquio con lui, far sì che quando esca questa persona impariamo delle cose dalla sua uscita, cioè ci può raccontare delle sue esperienze, ci può raccontare degli episodi che sono successi e che l'hanno fatto vivere l'azienda in un modo o in un altro, ma ci può anche dare dei punti di vista dall'interno che magari facciamo fatica a vedere dall'esterno. E poi assolutamente nella fase di uscita è sempre utile pensare anche a un momento, no? Un modo tradizionale, un modo anche relazionale se vogliamo. Io ho scritto un piccolo brindisi, ma la logica è diamo un saluto alla persona. Ricordiamoci sempre che questa persona merita la nostra gratitudine, cioè una persona che esce è comunque una persona che ha dato in azienda e quindi una persona che esce merita comunque un grazie, un simbolico grazie attraverso comunque anche un simpatico brindisi. Ma ricordiamoci anche che chi rimane sta attento a questi messaggi. Cioè se io dopo 30 anni che ho lavorato per questa azienda esco e l'azienda non mi ha neanche organizzato un piccolo brindisi, qual è il mio primo pensiero? Rispetto all'importanza che io ho per l'azienda o rispetto all'importanza che l'azienda, che magari a parole dice le nostre persone sono la nostra centralità, poi esce via una persona, ciao, arrivederci. Quindi dare una coerenza e trasmettere dei messaggi nella pratica quando è possibile, quindi non con le grandi parole, non con i grandi proclami, ma poi quando una persona va via, sinceramente salutarla, fa anche, come dire, lascia anche un messaggio molto utile per chi rimane in azienda, che effettivamente si rende conto di quanto l'azienda ci tiene alle proprie persone. Quindi una cosa interessante è comunque dare un segnale. Io dico sempre che le aziende devono sempre stare molto attente a quelle che comunicano e quando dico quello che comunicano è in tutto ciò che fanno, ma anche in tutto ciò che non fanno. Perché il non fare una cosa comunica moltissimo. Provate a pensare se io lavoro in un'azienda e, come ho detto poco fa, esce via un mio collega che ha lavorato per 20 anni, l'azienda non ha organizzato il brindisi per lui. Il messaggio a me che lavoro in questa azienda è arrivato molto chiaro. Quando l'azienda mi chiederà domani un piccolo sacrificio, un dai che è importante, eccetera, eccetera, la mia prima sensazione sarà, beh, non è che ti interessi molto di noi. Ma provate a pensare anche se non è stato preparato il percorso di uscita anche in termini di passaggi. Quindi ritorniamo al punto numero 1, no? Cioè spiegare ai collaboratori cosa succede, organizzare un passaggio. Io da collaboratore, se vedo che un mio collega sta uscendo e l'azienda non si è preoccupata di organizzare questo passaggio, probabilmente io per primo mi faccio delle domande del tipo, beh, ma l'azienda si rende conto di quanto è traumatico per la nostra azienda, per i colleghi che stanno lavorando e per lui che sta uscendo questo periodo. Non è stata capace di pianificare. Ora, lavorare in un'azienda che non è capace di pianificare non mi tranquillizzerebbe, mettiamola così. Quindi sicuramente tutto ciò che faccio ha un valore, tutto ciò che non faccio ha comunque un valore e arriva lo stesso. Quindi cosa può fare l'azienda? Sicuramente queste tre cose. Ovviamente dall'altra parte cosa può fare il soggetto? Sicuramente la preparazione, diciamo, alla pensione, quindi utilizzare questo tempo per iniziare a prepararsi a quello che arriva dopo. Qui mi viene da dire, molto spesso uno dei rischi è che chi va in pensione, passatemi il termine, tende a non pensare a quando andrà in pensione, quindi non si prepara, ma non si prepara perché in qualche modo è come se negasse il momento in cui, no, devi andare in pensione, per cui magari sei molto preso dalla tua attività lavorativa e dici, vabbè, mi occuperò della pensione quando arriva la pensione. Il tema è, sì, tutto si può fare, per carità, ma siccome è una fase abbastanza importante in quella che è la vita, perché insomma, se andiamo a guardare le macro fasi della vita, sono la prima fase in cui cresco, poi c'ho la scuola, poi lavoro, poi vado in pensione. Cioè, è una delle grandi 4 fasi della vita ed è forse quella di cui abbiamo maggiore consapevolezza. Perché la fase in cui dai da 0 a 10 anni non è che ti sei ancora reso conto di quello che succede, la fase in cui sei a scuola ma stai solo odiando, vai al lavoro quasi perché ti ci sei trovato, l'unico momento in cui hai veramente il tempo per prendere coscienza che stai entrando in una nuova fase è quella del pensionamento. Non la lascerei per l'ultimo, cercherei di viverla con consapevolezza, con coscienza, ma anche per tutto il bello che c'è in un aprire una nuova fase della vita. Sicuramente, come dire, un'attività che consiglio è scrivere la lista delle attività, cioè il classico
tutto ciò che avrei sempre voluto fare che non ha mai avuto il tempo di fare. Quindi provare un po' a dire che cosa mi interesserà fare nella prossima fase della vita e poi dedicarsi alle relazioni. La parte relazionale che durante la vita lavorativa purtroppo tanto spesso dobbiamo ridurre al minimo e quasi al funzionale, cioè tengo relazioni perché mi servono, passatemi il termine. Adesso è il momento di invece regalarsi relazioni disinteressate, che non è banale, e relazioni in cui ci gustiamo il pieno gusto della relazione. Quindi una relazione per il piacere della relazione, non una relazione funzionale a qualcosa. Quindi questo è quello che secondo me il soggetto, anche lui, pensando almeno 2 anni prima della pensione, può iniziare a prepararsi alla pensione come fase, scrivere la lista delle attività, dedicarsi alle relazioni che gli consentiranno di passare in un secondo step. Sempre tornando al tema dell'azienda, ma soprattutto ho scritto. Vedete, oggi le aziende hanno un grande problema, o meglio hanno 2 grandi problemi. Il primo è quello collegato alla, diciamo così, carenza di personale. Oggi tutti parlano della, chiamiamola talent shortage, cioè la carenza dei talenti. Ci sono poche persone in quasi tutte le attività. Il tema è che, come dire, si fa fatica a trovare le persone, si fa anche tanta fatica a trattenere i talenti veramente. E questo cosa significa? La grande guerra ad accaparrarsi le persone, devo fare selezione, mi serve qualcuno, eccetera, eccetera, e poi ogni tanto le persone vanno via e devo ancora ripartire da capo. Ma di fatto, oggi come oggi, uno dei temi più importanti nelle aziende è quello che viene chiamata, diciamo, employer branding, cioè la reputazione in azienda. Perché? Perché se è vero, come è vero, che non c'è più l'attività di chi seleziona il personale come una volta, cioè una volta tu mettevi l'annuncio, davi un lavoro, arrivavano 10 persone che speravano di avere quel lavoro. Oggi il mondo è abbastanza cambiato, no? Ci sono 10 aziende che stanno cercando e il talento in giro è uno. Quindi in realtà è l'azienda che deve attrarre la persona. Ma come faccio a attrarre persone? Sicuramente nel mondo di oggi, dove attrarre persone è importante, sicuramente non è importante per me, ma qual è la reputazione che ho in giro? Giusto per farvi un esempio, esistono, così come esiste TripAdvisor, che, come dire, magari più o meno utilizziamo tutti quando dobbiamo scegliere un ristorante perché vogliamo sapere da chi ci è andato a mangiare, come si mangia in quel ristorante, se ne vale la pena, eccetera, eccetera. Oggi esistono dei siti dove ci sono le reputazioni aziendali scritte da chi ci ha lavorato. Questo cosa significa? Significa che se io sono un giovane talento di 25 anni e ho un colloquio con l'azienda X dopodomani, magari vado prima sul sito di cui sto parlando, dove c'è la reputazione dell'azienda, e vado a cercare di capire se questa azienda, dove ho il colloquio la prossima settimana, veramente è un'azienda buona per me, ne vale la pena di andare al colloquio. Ci sono molte persone che non vanno neanche al colloquio dopo che hanno letto la reputazione, le recensioni, chiamiamole così, di chi ci ha lavorato. Per cui secondo me è un tema molto importante e non banale, il tema di accompagnare bene le persone alla loro fase di pensionamento. Perché? Perché se tu molli male una persona, questo poi ti ritorna indietro in qualche modo. Perché se qualcuno chiede in giro, ma tu dove lavoravi? Ah beh, lavoravo lì, ma non ti dico, guarda che delusione, sono andato via, non mi hanno neanche ringraziato, eccetera, eccetera. Questa voce, se vai in giro, ti fa, come azienda, ti fa anche far fatica a trovare nuove persone. Quindi occuparsi del momento in cui le persone escono, visto che non è più come una volta, sei uscito, al massimo parlerai con 3 persone, teoricamente in rete parli col mondo intero. Quindi in realtà preoccuparsi di quello che le persone dicono di noi è un tema estremamente importante sul tema della reputazione. Non dimentichiamoci, fra l'altro, che per molte aziende, fra l'altro, il pensionato, scusate la brutalità, non è la visione aziendale, però il pensionato è anche un mercato, in qualche modo, no? Quindi il mio consumatore potrebbe essere la persona che è uscita e è andata in pensione. Sicuramente, come dire, lasciarsi male non aiuterà la nostra relazione. Quindi sicuramente io starei attento, ma soprattutto che do io è continuiamo a curare le relazioni, perché le relazioni sono molto importanti per la reputazione, sono molto importanti per tenere questo patrimonio e poi sono molto importanti per dei processi che molto spesso vengono utilizzati dalle aziende come mentoring da persone che sono uscite, cioè mi può servire una persona che è uscita come azienda per continuare a trasmettere la cultura e i valori. Perché sapete, oggi creare competenze tutto sommato non è così difficile, cioè se devo spiegare a una persona il nuovo programma di un computer non ci metto un tempo infinito, ma spiegare e condividere la cultura e i valori di un'azienda è un qualcosa che è molto più, come dire,
è molto più costoso in termini di tempo. Avere una persona che ha già questa cultura e questi valori, per me è una cosa molto importante, cioè vorrei avere delle persone che diventano, passatemi il termine, i miei ambasciatori, sia in termini di attrazione di nuovi talenti, ma anche in termini di spiegare la cultura di un'azienda a chi magari è appena entrato. Perché, ripeto, sulle tecnologie quello che è appena entrato magari è anche più bravo di quello che è uscito, ma cultura e valori sono cose che hanno bisogno di tempo e che vanno trasmesse di prima mano. Non si può scrivere un manuale, non devi scrivere un libro, devi parlare con persone che ce l'hanno. Quindi il mio ma soprattutto è: non dimentichiamo il valore di chi esce, sia in termini di comunicazione e relazione, ma anche in termini di cultura che può passare una persona che è uscita. Spero di avervi dato qualche input dal mio punto di vista, diciamo, dal punto di vista di chi, come dire, dialoga tutti i giorni con le aziende e di chi spiega all'azienda quanto è importante investire sul processo di uscita di una persona. Ringrazio il dottor Migliore per questa relazione che tratteggia appunto il punto di vista anche dalla parte delle aziende e comunque sottolinea anche un aspetto importante. Ci diceva infatti poco fa come la pianificazione dell'uscita della persona dall'azienda dovrebbe essere, diciamo così, pianificata già fino a 2 anni prima, questo appunto mi ha fatto pensare anche a come sarebbe appunto opportuno anche per la persona stessa, iniziare ad immaginare proprio la propria vita già 2 anni prima della fatidica data in cui si andrà in pensione. Quindi la parola è anche un po' pianificare, preparare proprio per vivere con consapevolezza un periodo pieno della propria vita. Sono certa inoltre che anche chi ci ascolta e chi è appunto invece dall'altra parte avrà fatto tesoro di questi consigli proprio per come dire, l'organizzazione del proprio personale. Ringrazio ancora dottor Migliore. Ok. Grazie a voi. A questo punto diciamo che rivesto e riprendo come dire, i panni del relatore per un intervento per aggiungere qualche piccola considerazione e quindi vado a ricondividere le slide da dove le avevo un po' lasciate. Perché all'interno di questo momento in cui abbiamo modo di condividere così alcune riflessioni, non possiamo non parlare di quelli che proprio sono i percorsi di empowerment e di cultura dedicati alla longevità e all'invecchiamento attivo che abbiamo realizzato anche all'interno di questo progetto presso la Fondazione OIC di Padova. E quindi dalle relazioni che abbiamo decisamente ascoltato finora è emerso come l'invecchiamento sia una fase importante della vita, non trascurabile, ma soprattutto può essere pensata in maniera differente rispetto alla modalità tradizionale. Quindi l'idea è quella di poter passare gradualmente dalla prospettiva tradizionale che vedeva l'invecchiamento quasi come un inevitabile declino ad una prospettiva invece che di fatto vede tanti tipi di invecchiamento, tanti tipi di invecchiamento potenziali. Infatti noi sappiamo proprio che nei nostri paesi industrializzati di fatto la società oggi ci restituisce un'immagine di invecchiamento eterogeneo sia per le condizioni fisiche, sia per gli atteggiamenti che hanno le persone, sia per la rete di relazioni che hanno le persone, ma anche il grado di partecipazione che le persone attivano nel loro quartiere, nella loro comunità e quindi nella vita sociale. E questo per dire cosa? Che per invecchiare bene anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che è fondamentale come dire, poter auspicare e
come dire, proprio rendersi protagonisti di un invecchiamento che mette in gioco alcuni tipi di comportamento e alcune modalità di stare in relazione con gli altri. In particolare poi questa bilancia così ci rappresenta un pochino la metafora dei guadagni e delle perdite, nel senso che è importante considerare non solo come dire, le perdite che nell'area dell'invecchiamento, nell'ambito dell'invecchiamento spesso con cui spesso bisogna fare i conti perché sono fisiologiche, ma anche concentrarsi su quelli che sono appunto i guadagni dell'età, dell'invecchiamento. Questo ci permette di mettere proprio l'attenzione su tutti quegli aspetti che anche i colleghi precedenti hanno sottolineato, quindi le competenze, le risorse personali, quindi anche proprio alcune modalità di relazionarsi in maniera efficace che vanno proprio a costituire, direi, quella riserva da cui attingere per riorganizzare la propria vita. E quindi questo ci aiuta sostanzialmente ad affrontare il periodo della pensione in vari modi a seconda della nostra propensione a mettere in gioco o meno i fattori che appunto di cui abbiamo già parlato, perché per alcuni appunto abbiamo visto che è un'opportunità, è un evento atteso con impazienza, per altri può offrire un senso di inadeguatezza, soprattutto magari dopo questo primo momento iniziale di euforia ritrovata perché si ha più tempo libero, perché non si hanno più i ritmi e le scadenze di ogni giorno, ma dopo il primo anno di pensione, per alcuni che non avevano appunto magari immaginato, provato ad immaginare o pianificare il dopo lavoro, ecco, può emergere un senso di frustrazione, di inadeguatezza, fino anche ad avere, come dire, proprio delle sindromi, diciamo, depressive. Quindi l'idea, la situazione mentale a cui noi cerchiamo di ambire, quindi è quella di poter apprendere, considerare che è possibile anzi apprendere lungo l'intero arco della vita e che esistono dei percorsi diciamo così, di educazione all'invecchiamento in salute, dei percorsi che permettono di appunto riflettere sulla nuova età. Spesso sentiamo dire si fanno percorsi per genitori, c'è la scuola appunto per i bambini, per crescere, per imparare cose nuove, per diventare sempre più competenti e quindi l'idea di poter avere, come dire, delle occasioni, degli spazi di riflessione, dei momenti di incontro in piccolo gruppo per proprio creare questa cultura della longevità come risorsa, diventa quindi un'occasione unica per accompagnare le persone nell'idea di invecchiare bene. E quindi in questo senso vado a presentare l'esperienza che abbiamo fatto in questo progetto e che sicuramente andremo a rifare nell'anno che viene, insomma probabilmente già dopo l'estate e se no anche nel 2024, e cioè come dire un percorso che affronta attraverso vere e proprie, diciamo così, lezioni vari argomenti, quindi argomenti che favoriscono la longevità, l'invecchiamento attivo, che aiutano a riflettere e a ridurre i pregiudizi e gli stereotipi che anche le persone in pensione hanno proprio sull'età della pensione e che quindi costituiscono delle vere e proprie trappole, insomma, rispetto all'idea invece di sentirsi ancora pronti e protagonisti attivi di questa fase della vita. E gli incontri approfondiscono gli stili di vita sani, sia dal punto di vista della nutrizione, ma anche del come funziona la persona, la memoria, l'affettività, eccetera, fino ad andare
a approfondire temi legati alla partecipazione, perché diventa proprio un nucleo fondante, l'abbiamo sentito anche dai colleghi precedenti, l'importanza di relazionarsi, di stare in relazione, di partecipare alla vita di comunità. È anche uno dei 3 fondamentali stimoli che ci dà proprio l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci dice che per invecchiare bene è fondamentale la partecipazione. Quindi in questo senso i percorsi vanno a presentare una serie di anche realtà territoriali, di associazioni presenti nel territorio, associazioni di volontariato socioculturale, così che chi frequenta il percorso abbia una visione e possa provare a pianificare insomma il proprio futuro. E completiamo così questi percorsi di empowerment e di cultura della longevità attiva con dei laboratori di alfabetizzazione digitale, che non vuol dire solo imparare ad usare il computer o a ricevere un'email, ma vuol dire anche l'uso della tecnologia di dispositivi digitali che aiutano l'autonomia a casa propria. E quindi insomma diciamo che tutto quello che ci è messo a disposizione dalla tecnologia oggi, da dispositivi che abbiamo a volte anche in casa a scopo ludico, possono diventare anche dei veri e propri salvavita in alcune situazioni. Chiaramente l'uso dello smartphone, del computer, per noi è un valore importante, soprattutto dal punto di vista relazionale, cioè l'idea è usare queste tecnologie, questi apparecchi digitali per stare in relazione con gli altri e imparare a fare questo. Quindi sostanzialmente le aree che abbiamo sviluppato in questo progetto e che avremo modo nei prossimi percorsi di andare a sviluppare hanno proprio a che fare con risposte specifiche ai bisogni fisiologici e psicologici dell'anziano, a promuovere la partecipazione attiva della persona in ambiti adeguati, e il volontariato è uno di questi, e a sviluppare appunto competenze e consapevolezza proprio delle proprie risorse, e a sviluppare appunto anche la capacità di utilizzare la tecnologia per poter essere il più autonomi possibile. Questa esperienza l'abbiamo realizzata e la realizzeremo presso il centro di formazione della Fondazione OIC di Padova, in collaborazione proprio con l'associazione Agorà, Terza Età Protagonista, che è l'associazione che in qualche modo aiuta anche a realizzare alcune attività. Completo così con queste 3 parole chiave, quindi invecchiamento in salute, relazioni a contrasto della solitudine e autonomia digitale per invecchiare bene. Ecco, in questo modo io spero di aver così completato l'approfondimento che abbiamo fatto fino ad ora anche con i colleghi, e riprendo così i panni precedenti, e ho visto, se non sbaglio, proprio che abbiamo in collegamento anche la dottoressa Silvana Bortolami, coordinatrice della rete Utenti per Caso, una rete di associazioni del territorio, una numerosa rete di associazioni, una rete con numerose associazioni del territorio, sia di tipo socio-assistenziale che socioculturale. Benvenuta Silvana, siamo felici di vederti. Vediamo se... Bene, grazie dottoressa, buonasera a tutti e a tutte. Vedo molti noti amici e amiche. Ok, io ti vedo un po', ti vediamo un po' a scatti, ma chiedo aiuto alla nostra regia
se vuole accompagnare, ecco, il discorso della dottoressa Bortolami con le slide preparate. Io se volete mi posso anche spostare, però anche se ho problemi. Vediamo, posso spostare da dove sono, da una postazione eventualmente, vediamo se allora è più facile vedermi, meno... Ditemi voi, mi sposto. Ti sentiamo adesso, però, ti sentiamo abbastanza bene. Bene. Allora, intanto buonasera. Io mi vedo ma non vedo l'aula, giusto? Ok, sì, giusto. Bene, ecco, adesso vedo un po' di volti, vedo l'Antonella, vedo Yolanda, vedo la dottoressa Bocchio, vedo Maria e vedo un rappresentante che sarà dell'Agora, ecco, non riesco a vedere meglio. Allora, la rete utenti per caso. Ma intanto ringrazio di questa opportunità e anche del progetto, perché quello che è interessante, ecco, della rete utenti per caso è questo mettere insieme le diverse realtà associative di diversa tipologia, in modo che insieme si riesca a lavorare secondo una logica più orientata all'obiettivo, che non alla riproduzione o alla rigenerazione della propria associazione, che è comunque un obiettivo importante per ogni associazione. Solo che oggi essere piccoli si fa fatica, bisogna stare insieme con gli altri, e in modo che si rinforza questo principio di collaborazione e di efficacia nei territori. Se passiamo alla prossima. Quindi davvero un ringraziamento anche all'associazione 50+, proprio perché dell'ASCOM, proprio perché è un'altra espressione importante, ecco, di quanta vitalità ci sia nelle nostre comunità. Allora, le parole chiave di questa veloce, ecco, introduzione è la rete, le relazioni, la forza. Non finirò mai, anche perché stamattina in lunga riunione in ambito regionale abbiamo approfondito molto questo tema della rete e delle piccole associazioni e di come la relazione sia un elemento fondante di una nuova costruzione sociale. E passiamo alla prossima, che così andiamo più addentro. Ecco, sicuramente la parola rete che viene molto usata ormai, ecco, non solo da tecnici informatici, ma anche nella nostra quotidianità, è molto, molto, molto usata nel nostro quotidiano ai diversi livelli. Bisogna far rete, bisogna stare insieme. Allora, la rete è un insieme di relazioni esistenti. Quindi, anche se queste non ci sono nello stesso momento e nello stesso luogo. Una rete, la immaginiamo, proviamo a immaginare una rete, ecco, insomma, di pesca, e vediamo che ha tanti nodi che ci sono in queste reti. Ecco, i nodi rappresentano, ed è per questo che viene usata la parola rete insomma, dai sociologi, la rete rappresenta gli individui, le persone, quindi noi abbiamo una rete amicale, abbiamo una rete parentale, abbiamo una rete familiare, dove io rappresento uno di questi nodi di questa rete familiare. Una rete amicale rappresenta un nodo e poi c'è una rete anche cosiddetta informale delle nostre comunità dove ognuno di noi abita, quindi c'è questa rete, io rappresento un nodo, non so, della via dove abito. La rete è anche e può rappresentare relazioni più complesse tra soggetti più complessi, che sono i gruppi, cioè l'insieme delle persone che si mettono insieme. E un gruppo può essere un gruppo sportivo, un gruppo culturale, eccetera. Poi un gruppo può diventare un'organizzazione quando decide di avere un capo, di avere una segreteria, quindi l'organizzazione per fare in modo che quelli che partecipano ad un gruppo lavorino per alcuni obiettivi comuni. Ecco. Allora, vedete, è come se ci fosse una stratificazione di reti
molte reti, e noi siamo in tanti nodi di questa rete così complessa. Se poi immaginiamo anche la rete informatica, la rete virtuale, la rete chat GPT, eccetera, immaginiamo quanta complessità che ci sia, insomma, se pensiamo solamente ad internet, no? La rete per eccellenza. Allora, e quindi questo mettere la relazione, e sono questi fili, diversi fili. Sono fili più sfilacciati, fili più consistenti, di relazioni più consistenti, ma che non significano che siano anche le relazioni più vere, più autentiche. Attenzione su questo, non confondiamo. Quando noi siamo in rete e la costruzione di legami, che è il passaggio successivo, il legame vuol dire avviare un processo di fiducia. Quindi io mi lego all'altro, cioè diamo anche un valore, tra virgolette, affettivo, che anche può essere fra gruppi, fra associazioni, ecco, non significa che sia semplicemente un legame dovuto alle cose che si devono fare insieme, nasce anche da legami di relazioni fra le persone. Allora, è effettivamente immaginare questo reticolato e di quanto questo reticolato sia parte della nostra esistenza, senza che vogliamo che non lo vogliamo. Noi siamo parte. Quando noi parliamo di solitudine, allora, che cosa significa solitudine? Una persona che è da sola. C'è la consapevolezza di una rete nella persona sola? O sì, o forse no. Può dire sì, perché comunque ha un figlio lontano, ha vicini di casa, ha comunque, non so, la badante, per dire, no? Perché noi identifichiamo la persona sola anche quella che ha la badante, ecco, perché viene una situazione magari di non autosufficienza, eccetera. Allora, anche queste persone, quindi non confondiamo, quando diciamo c'è la rete, ci può essere la solitudine, che è un fenomeno invece che indica la mancanza o la carenza di relazioni affettive di sostegno alla persona. Quindi la complessità di tutto questo mondo di relazioni è assolutamente determinante per la costruzione di processi di ricostruzione sociale. Quindi, quando noi, come abbiamo fatto questa rete utenti per caso, che ha un sacco di idee messe dentro, non so se possiamo vedere anche diapositive dopo, possiamo passare alla prossima, grazie, che così ci aiuta un po'. Allora, quando noi abbiamo fatto questa rete utenti per caso, l'abbiamo fatta fra associazioni, perché ci siamo trovati di fronte a tanti problemi delle persone e bisognava rispondere in qualche modo. E fra associazioni ci è sembrato che fosse anche molto più semplice, perché le diverse tante caratteristiche delle associazioni potevano rispondere a dei bisogni vari della persona. Allora, e quindi in questa rete, che è un tipo di rete che è molto libera, costituita da diverse associazioni, come vi dicevo prima, di diversa tipologia, e i nodi siamo tutti noi, sono tutte queste associazioni che partecipano, ma è evidente che i nodi rappresentati da queste associazioni esprimono anche quella possibile non rete presente quando noi diamo lettura dei bisogni presenti nelle persone. Quindi la rete, tra virgolette, ha anche la funzione, in questo caso gli utenti per caso, di protezione sociale, cioè si attiva per dare la risposta a dei bisogni sociosanitari o culturali anche, così, ecco. Quindi è una costruzione costante di interazione. Certo, è interdipendenza anche, vuol dire anche comunicazione, vuol dire anche affrontare le difficoltà e i conflitti, cioè non dobbiamo stupirci di tutto questo, no,
fa parte, ecco, di questa consapevolezza di far parte di una rete, ma anche questo sforzo che è solo attraverso la rete che riusciamo a garantire di più la protezione sociale, secondo lo spirito di questa rete che siamo utenti per caso, perché durante la pandemia ci siamo accorti che tutti siamo utenti, tutti possiamo essere utenti, tutti, perché siamo stati colpiti da questa pandemia in maniera trasversale in tutte le classi sociali, in tutti gli ambienti, in tutte le dimensioni, insomma, cioè, dalla scuola, insomma, dentro gli ospedali, non erano neanche più sicuri gli ospedali, per dire. Quindi è stato tutto questo. Quindi si è proprio allentata questa rete di protezione che noi abbiamo pensato comunque di ricostruirla in questo modo, per dire che comunque, ecco, ed è anche una rete anche di, diciamo, di partecipazione attiva, perché ti consente comunque di continuare il dialogo, l'approfondimento, le conoscenze reciproche, la grande parola reciprocità. La reciprocità si fonda su una necessità che è quella che nella relazione si trova un senso di esserci, che si è alla pari nella reciprocità, e nella reciprocità si costruisce la fiducia. Senza fiducia reciproca, anche se possono essere discussioni, ma la fiducia che io mi affido a quella persona, mi affido a quell'associazione. E la reciprocità è uno degli elementi anche che esprimono costantemente, ma lo stesso impegno di un volontario in qualsiasi associazione, ecco, perché si presenta in maniera reciproca nei confronti dell'altro, come se io avessi un altro davanti a me e questo specchio, ed è reciproco. Quindi il gioco della relazione è un gioco costante di mettersi a confronto, mettersi in una posizione comunque sempre di parità e di profondo rispetto delle diversità, e cogliere nelle diversità l'elemento di crescita, non l'elemento conflittivo. Un elemento che dice, beh, allora se c'è questa questione la possiamo affrontare in un altro modo. Molto interessante, l'albero dei problemi e l'albero delle soluzioni. Credo che noi dovremmo abituarci sempre di più a interpretare costantemente proprio questa costruzione di relazioni all'interno della rete, o che è una delle reti, ecco, di fatto la rete, quindi per caso, si concretizza nel presentare progetti, nel fare progetti, e questo mette insieme le persone in maniera molto concreta. Quindi, come questo progetto, il training partecipativo. Ci siamo messi insieme perché sosteniamo che sia molto importante offrire un'opportunità o comunque una risposta al dopo. Ed è un'espressione di una società civile, questo progetto, che è presente, che è reale per il dopo, ed è concreta. E dopo ogni persona si muove in tanti modi, perché ci sono tantissime realtà, tantissime associazioni, tanti movimenti, quindi è bello che sia questo, che ci sia ancora questa forza, ecco, all'interno di ognuno di noi, di voler costruire comunque delle relazioni a qualsiasi età. Ecco, questo che è anche l'altro messaggio di questo corso. E quindi anche Rete Utenti per Caso, che è un nome stranissimo, però vuole essere, ecco, un'occasione di riflessione creativa e costruttiva di quanto sia possibile essere una forza vitale per le associazioni da un lato, e anche in un'ottica sempre di futuro, e anche rispetto a quello che è appunto il nostro quotidiano, e che dà significato. Sicuramente impegnativa, però anche credo che sia un'esperienza sociale, proprio la chiamo un'esperienza sociale di grande interesse. Adesso noi prossimamente stiamo lavorando su diversi progetti su questo, perché in questa presentazione c'è la preparazione del progetto, c'è l'invio alla regione, il finanziamento, insomma sono passaggi importanti, e poi la realizzazione, e poi la rendicontazione, quindi immaginate anche voi, no, quanto sia complicato. E quindi noi lavoriamo attraverso questa costruzione, grazie, l'ho detto prima, ecco, di questo senso di identità, di riconoscimento reciproco,
perché il senso di identità ti dà il senso dell'appartenenza alla propria comunità, e quindi sono valori alti e importanti e significativi, perché ognuno di noi ha bisogno di una sua identità, anche se è sempre faticoso costruirla e farla riconoscere. Quindi anche l'identità di questa rete è una costruzione reciproca. Sabato c'è stato un convegno sulla disabilità che l'ha realizzato l'AIAS, ed è stato anche questo un momento creativo, diciamo così, importante, rigenerativo sulla tematica dell'autismo. Bene, cioè l'importante è che qualcuno di tutta questa grande faccia qualcosa per l'altro e che si venga a sapere e si possa condividere, ecco, non restare chiusi. La cosa più terribile sarebbe una solitudine intellettuale, invece va condivisa e va sempre sostenuta. L'altro elemento che appunto vi stavo raccontando di questa rete utenti per caso, quindi questa progettualità. La rete per adesso non ha intenzione di diventare formale, perché si preferisce stare un po' informali. Come dicevo, i progetti è questo. Abbiamo concluso un altro che si chiama Rete Utenti per Caso, che appunto è la costruzione di relazioni fra associazioni. Poi c'è un altro progetto, Contatto Amico, che riguarda sostanzialmente i servizi di accoglienza nei nostri ospedali sono stati molto rinforzati e che continuano. Poi le associazioni presenteranno esperienze concrete molto dirette, molto interessanti. E poi c'è il progetto in area oncologica proprio per favorire il paziente oncologico e un'adeguata assistenza grazie ai caregiver e alla formazione di volontari. E quindi sostanzialmente è come appare in quest'ultima diapositiva, e come dice questo Zizek, cioè durante l'epidemia scorgere un nuovo senso di comunità. Io penso, ne sono assolutamente convinta. Qualcuno dice ma durante l'epidemia è stato terribile. Noi siamo stati presi a costruire relazioni informatiche, non so come, quindi siamo stati presi da questa costruzione continua, no, di condivisione, e ci trovavamo tutte le settimane. Adesso ci troviamo lo stesso, ma non più online. Poi è un modo diverso di vivere e anche scoprire una nuova vicinanza. Cioè, se io vedo Antonella a Pontecorvo sono contenta perché la vedo e la riconosco. Poi l'altro giorno ho visto tuo marito in bicicletta a Pontecorvo, cioè nel senso che riconoscere l'altro è bellezza, cioè è bello, è dire ti do identità. Oppure Maria stamattina che mi chiamava per un caso, su cui ovviamente abbiamo discusso, cioè è questa anche condivisione del nostro quotidiano che consente, ecco, di costruire costantemente, ecco, di avere appunto queste logiche di stare insieme. Quindi la rete ha questo stile, ecco. Siamo capitale sociale perché facciamo ricchezza di relazioni, perché facciamo colla di legami e connessioni tra diversità. Su questo le diversità ci sono, ecco, e guai se non ci fossero. Il legame nel capitale sociale, ma noi siamo capitale sociale, grazie. E poi mi fermo dove è scritto piccolissimo, che non leggo niente, quindi mi pare che sia la fiducia, che è quella che genera tutto questo movimento. Ed è anche educativo, perché ci educhiamo costantemente ad avere attenzione verso l'altro e anche a rispettarlo nella sua diversità, sia che sia un'associazione, sia che sia una persona con un suo pensiero. Ultimamente molto rifletto su come le persone, ecco, si rappresentano, quello che dicono, quello che non dicono, quello che non vogliono dire. E mi chiedo spesso qual è il significato più vero, ecco, che devo considerare nella relazione. Quindi per costruire legami e per dare un senso anche a tutto questo lavoro di impegno sociale che stiamo portando avanti e che poi sentirete dalle espressioni più dirette di chi anche lavora direttamente sul campo. Quindi io vi dico grazie, ecco, di questa opportunità, grazie Alessandra, spero di non essermi troppo allungata e di aver detto delle cose quasi sensate, ecco. Viva la rete!
Grazie dottoressa Bortolami di questo contributo che ci aiuta a mettere una cornice rispetto, come dire, alla strada tracciata e al lavoro che stiamo facendo proprio con tante associazioni, ma soprattutto con tante persone che in qualche modo si mettono a disposizione in maniera solidale verso gli altri in vari ambiti e in vari modi. Ecco quindi che ci addentriamo proprio nell'ambito delle testimonianze di diverse associazioni che compongono questa rete Utenti per Caso. Ricordiamo che la rete arriva ad oggi praticamente a un centinaio di associazioni, ne ha di molto piccole, ne ha di più grandi, ha anche delle fondazioni al proprio interno, però ecco oggi abbiamo scelto di dare parola a delle associazioni che sono qui con noi. Quindi partiamo subito da loro, sapendo che anche se abbiamo sforato un pochino i tempi, non andremo di corsa, aggiungeremo eventualmente questi 10 minuti per dare parola a tutti. Lascio quindi la parola a Maurizio Galesso, vicepresidente dell'associazione Agorà, laboratorio terza età protagonista Onlus. Prego Maurizio. Buonasera a tutti, spero che mi sentiate. Ho rimediato un collegamento volante, perdonatemi se si muove la telecamera. Ti sentiamo bene. Perfetto. Se vuoi appoggiare, se mi permetto un consiglio, se vuoi appoggiare il cellulare a un oggetto che hai sul tavolo, così poi ce l'hai fermo. Allora, brevemente cerco di testimoniare la mia esperienza. Io attualmente sono un volontario dell'associazione Agorà, che è una di alcune associazioni che collabora con l'Opera Immacolata Concezione ed opera prevalentemente nella zona della Mandria. Sono andato in pensione 3 anni fa e come tutti sono arrivato alla pensione un po' impreparato. Lo vedevo come un momento di liberazione, un momento dal quale sarebbe cominciato un periodo di riposo meritato e quindi pensavo poi di dedicarmi ai miei hobby, alle mie passioni, i viaggi, eccetera, eccetera. E negli ultimi mesi, prima di andare in pensione, ho cominciato però a preoccuparmi un po' perché ho cominciato a intuire che avrei perso, lasciando il lavoro, avrei perso una rete di relazioni che si era consolidata un po' nel tempo. Io tra l'altro mi occupavo di personale dipendente, un grande gruppo industriale del Padovano, quindi avevo relazioni di lavoro, sì, ma relazioni con tutti i dipendenti. E quindi avevo capito che terminato il lavoro tutto questo non sarebbe più esistito. Avevo anche delle amicizie, delle conoscenze, ma anche queste si sarebbero perse perché poi non ci sarebbe più stata la continuità e quindi queste preoccupazioni aumentavano sempre di più. Avevo in mente qualche cosa, sapevo che dentro di me c'erano delle potenzialità da sfruttare nel campo del volontariato, ma su questo settore io non mi conoscevo assolutamente, quindi avevo solo una vaga idea di cosa poter fare dopo. Quindi sono arrivato assolutamente impreparato. La coincidenza ha voluto che sono riuscito ad agganciare questa associazione nella quale opero attualmente e ho agganciato subito l'inizio di quel corso di cui ha parlato la dottoressa Bocchio, un corso di preparazione proprio per le persone che intendono fare i volontari e che nello stesso tempo sono appena passati dal lavoro alla pensione. È un corso, come è stato detto, proprio di preparazione, ma a noi è servito tantissimo sia personalmente per la consapevolezza di questo nuovo periodo, ma utile anche dal punto di vista pratico perché sono state toccate tante materie, hanno partecipato degli specialisti, hanno tenuto delle lezioni
sulla salute, sull'alimentazione, sull'affettività, sullo sport, su tantissime cose molto molto interessanti. Ci siamo relazionati anche tra noi i corsisti, anche questa è una cosa molto, molto importante e positiva, si è rivelata positiva poi quando è cominciata la pandemia, perché durante quel periodo ci siamo contattati, ci siamo sostenuti un po' a vicenda. Quindi il corso è stato proprio preparatorio. Nello stesso tempo abbiamo cominciato anche un po' tutti a riflettere sulle cose da poter fare terminato il corso, e c'era stato detto: guardate che dopo ci sarà un altro corso più breve di preparazione per poter fare attivamente i volontari. Il secondo corso si chiama Nonni del Cuore, perché prevede la partecipazione a delle attività di supporto ai bambini del centro infanzia, che è presente appunto all'Opera Immacolata, e nell'educazione stradale, che viene fatta in 2 percorsi che esistono nel centro Civitas Vitae dell'Opera Immacolata Concezione. Quindi con questo primo corso e il secondo corso ci siamo preparati a svolgere delle attività. Io sinceramente al termine dei 2 corsi non mi sentivo così adeguato a stare con i bambini, non avevo esperienza, non ho avuto figli, quindi non avevo questa esperienza, mi sentivo molto inadeguato, però mi è stato consigliato di provare prima di dare di rifiutare, insomma, e devo dire che il consiglio è stato utilissimo, perché da quel momento mi si è aperto un mondo, proprio una cosa che io non pensavo, perché stare con i bambini ho visto da subito intanto che non è così difficile, perché i bambini mi sono venuti proprio incontro, sembrava che sapessero che mi sentivo un po' in difficoltà, e mi sono trovato a mio agio, ho cominciato a vivere delle emozioni che non avrei mai immaginato, e mi è piaciuto tantissimo, non vedevo l'ora che ogni volta venisse il mio turno la settimana successiva per riprendere questa attività. Quindi veramente una cosa molto molto positiva, che mi ha anche migliorato all'interno. Io sentivo di stare bene, di dedicare bene il tempo in questa esperienza. Questo per quanto riguarda il centro infanzia. Per quanto riguarda l'educazione stradale, anche quello un tipo di emozione diverso, una cosa molto positiva. Si ha a che fare con dei bambini delle scuole elementari che vengono nel nostro centro in 2 percorsi, e insieme con la collaborazione di 2 vigili urbani e di un'altra associazione che si occupa delle biciclette, noi diamo quel supporto morale, diciamo, ai bambini, e in alcuni casi insegniamo proprio ad andare in bicicletta. Quindi anche in quell'occasione viviamo delle emozioni che sono uniche e che ci danno proprio tantissimo. Parlo personalmente, ma parlando con gli altri corsisti, con gli altri volontari che condividono con me questa esperienza, sento che queste sensazioni, queste emozioni che vivo io sono proprio comuni a tutti. Queste le cose proprio positive. Io mi sono accorto, e me lo dicono soprattutto gli altri, che sono tanto cambiato, perché e se lo vedo, lo sento, questo mi ha messo anche in una condizione diversa rispetto a prima, anche nel prendere delle decisioni per quanto riguarda la vita privata, perché ho cercato di svolgere anche altre attività nel privato, ma sempre con un legame con le relazioni sociali, perché veramente, così come ci è stato insegnato durante il corso, questo scambio di contatti con altre persone della stessa età e anche di età diversa, anche e soprattutto di età diversa, crea delle positività, e queste cose io le ho vissute direttamente proprio su di me. E anche le altre attività che sto svolgendo per i fatti miei nella mia vita privata hanno sempre questo contenuto di relazioni con le persone, relazioni sociali che
secondo me sono proprio la chiave, la chiave di volta di questa età, che è importantissima non solo per svolgere delle attività, degli hobby, delle cose che piacciono, ma soprattutto per stare insieme agli altri. In questo modo proprio io ho verificato quello che nel corso ci è stato tanto spiegato, l'ho verificato di persona, e quindi è una cosa che io consiglio veramente a tutti, è un'esperienza che vale la pena provare. Con i bambini in particolare è meraviglioso, perché aprono un mondo veramente eccezionale. Ecco, mi fermo qua, spero di aver dato un'idea di quella che può essere una sensazione, il consiglio di poter provare. I corsi vengono ripetuti ogni anno, anche i progetti di partecipazione alle attività svolte con i bambini si rinnovano ogni anno. Ci sono anche altri progetti, ma ho parlato di questi che sono i più importanti, che mi coinvolgono in pieno. Faccio parte del direttivo e quindi sono convinto, insomma, ci credo tanto a questa associazione, sono contento di queste attività. Grazie infinite a Maurizio Galesso, che ci ha dato una prima testimonianza sia del suo vissuto e dove anche ha trovato come dire una piena realizzazione. Quindi abbiamo sentito la parola chiave relazioni, e in questo caso relazioni con i bambini, quindi con progetti strutturati. Grazie davvero. A questo punto passo la parola ad Antonella Guglielmi, vicepresidente dell'Associazione Centro Ascolto Padova Nord. Grazie. Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti. Per quanto riguarda la mia esperienza, io devo dire che quando sono andata in pensione nel 2019, ero molto convinta di andare in pensione, onestamente. Facevo un lavoro che mi appassionava, mi piaceva, ma era molto impegnativo, era faticoso gestire tutto l'aspetto. Io facevo la dirigente scolastica, tutto l'aspetto, diciamo, della struttura della scuola, delle relazioni con gli insegnanti, con i genitori, con gli alunni, insomma, era molto faticoso. E quindi ho visto l'opportunità di andare in pensione anche prima del tempo, come un'opportunità appunto da cogliere al volo. Diciamo che poi in effetti non è stato, il primo periodo non è stato così facile e nemmeno così felice. Mi sentivo abbastanza sola, mi mancava il ruolo che avevo vissuto fino a pochi mesi prima, mi mancavano le relazioni che avevo intessuto. Come diceva il collega che ha parlato prima, il collega volontario intendo, le relazioni che hanno costituito la tua vita per anni praticamente si sfaldano, non esistono più, si allentano un po' alla volta. Lui probabilmente è stato più previdente di me, ci ha pensato prima, e io questa cosa l'ho vissuta, ho cominciato a viverla quando ero già in pensione. Quindi tutta questa serie di cose, anch'io mi volevo dedicare ai viaggi, poi c'è stata la pandemia, per cui anche, diciamo, le possibilità di una vita di relazione di persona si sono molto molto ridotte. E quindi ho rischiato fortemente di cadere in depressione, come dicono tutti, come effettivamente può succedere a chi fa un cambiamento così importante, così definitivo nella propria vita. Una risposta appunto a questa mia sofferenza, se vogliamo, a questa mia solitudine, mi è stata data proprio dal volontariato. Io già quando lavoravo avevo più volte pensato di dedicare qualche ora del mio tempo a qualcosa di gratuito da dare agli altri, però sinceramente non c'ero mai riuscita, insomma. Io non ho partecipato ai percorsi di preparazione al pensionamento, mi sono un po' arrangiata e soprattutto ho trovato nella festa del volontariato, quella che si fa in Prato della Valle a fine estate,
ho trovato molti spunti, fin tanto che mi sono avvicinata al centro di ascolto Padova Nord, di cui adesso sono vicepresidente, che si occupa invece di persone anziane. Io bambini e giovani li ho frequentati per tutta la mia vita lavorativa e per il volontariato ho scelto un'altra fase della vita, forse nella quale in qualche modo cominciavo a rispecchiarmi, e ho scoperto veramente che nel mondo della persona anziana, della persona anche magari sola, di cui si occupa appunto la nostra associazione, ci sono delle ricchezze e anche degli insegnamenti di vita veramente molto, molto importanti, che mi stanno dando tanto, mi stanno arricchendo. Quindi io nel volontariato cosa ho trovato? Principalmente ho trovato un nuovo ruolo. Io avevo un ruolo diverso, adesso ne ho un altro. Questo impegnarmi nel volontariato mi ha aiutata appunto a costruirmi un altro spazio, un altro ruolo nel mondo. Ho trovato una ricchezza di relazioni, sia con i miei colleghi volontari della mia associazione o di altre associazioni, e sia anche con le persone anziane, con i nostri assistiti. Ho trovato la possibilità, infatti mi sono riconosciuta proprio nella relazione della dottoressa Monetti, ho trovato la possibilità di attivare di nuovo le mie competenze, soprattutto competenze di tipo sociale, che rischiavano un po' di atrofizzarsi nel momento in cui non sono più andata a lavorare. E ho trovato dentro di me sono nate come delle nuove competenze che probabilmente avevo già, tipo la capacità di ascoltare, di cercare di immedesimarmi negli altri, e poi mi sento ancora utile, ecco. Oltre diciamo a essere utile per i nostri assistiti, mi sento proprio utile nella società, perché do il mio piccolo contributo anche attraverso le azioni molto semplici che possiamo fare per i nostri anziani. Io sento di avere ancora qualcosa da dare, e questo secondo me è fondamentale proprio per non sentirsi tagliati fuori, per non sentirsi che finito il lavoro si è entrati in una fase proprio di decadimento, no? Io così mi sento utile veramente, quindi è un'esperienza quella di fare del volontariato che consiglierei davvero a tutti, anche perché è talmente variegato il mondo del volontariato che ognuno può trovare qualcosa che risponde ai propri interessi, alle proprie predisposizioni. Io mi fermo qui, grazie. Non sento. Ringrazio Antonella Guglielmi che ci ha prefigurato un altro scenario, un altro vissuto e un altro modo appunto di ripensarsi anche così nel post pensionamento. A questo punto lascio la parola a Yolanda Gentile dell'associazione Vada Civitas Vitae. Prego Yolanda. Buonasera a tutti e grazie dell'opportunità che abbiamo noi del Vada Civitas Vitae di presentare quella che è la nostra associazione brevemente. L'esperienza che io ho fatto venendo qui a Padova il secolo scorso, sono arrivata qui nel 1994 e ho avuto la cattedra qui a Padova, io ero insegnante, quindi ho creato delle azioni e per poi a distanza di qualche anno si sono interrotte perché io sono andata in pensione. Per la mia vita, per il mio vissuto, avevo fatto esperienze all'estero, oltre che in Italia, girando un po' a Parigi. Quindi diciamo che avevo imparato, anche senza formazione specifica, il dono della relazione, della capacità di creare delle relazioni con gli altri. Quando sono andata in pensione, la prima cosa che ho fatto, lo confesso, è aver organizzato un viaggio a settembre, proprio nel periodo in cui avrei dovuto fare gli esami di riparazione. Era un modo di vendicarmi per degli impegni che veramente erano stringenti e a volte molto faticosi. Dunque, andata in pensione, io mi sono subito chiesta, certo la casalinga no,
l'imprenditrice neanche, perché non ho le competenze. Che cosa fare? La volontaria, tanto per una vita l'ho fatto, quindi ho fatto volontariato anche all'estero, perché non ripetere qui? E vivendo qui a Padova, guardandomi intorno, ho scelto la categoria a cui relazionarmi. Ho scelto gli anziani perché, come Antonella, anch'io, essendomi dedicata per una vita ai giovani, io ho insegnato in un istituto superiore di secondo grado, quindi avevo la necessità di confrontarmi, anche perché stavo andando avanti negli anni, di confrontarmi con persone che non fossero della mia età, ma che guardassero in avanti e che mi dicessero più o meno lì come si sta, in quell'età come si sta. E ho capito che in quell'età c'è tanta solitudine. Immediatamente ho seguito dei corsi di formazione dell'associazione. È stato il primo corso di formazione fatto nel 2001, qui proprio presso la Fondazione Opera Immacolata Concezione, un corso di formazione che mi ha insegnato tantissimo e dopo di quello tanti altri, e questa formazione mi ha insegnato non solamente il modo per compiere bene il servizio che un volontario deve fare con un anziano, soprattutto un anziano istituzionalizzato in una RSA, ma soprattutto il modo di relazionarmi con gli altri anche. Io per una vita ho creato relazioni, ma con persone non conosciute, con persone fragili, era un mondo nuovo. Quindi l'insegnamento che ho ricevuto da questi corsi di formazione è stato molto, molto, molto grande. Per questo devo ringraziare pubblicamente l'Opera Immacolata Concezione, perché consente all'Associazione Vada Civitas Vitae una libertà di movimento e di decisione che è molto importante. Noi Vada Civitas Vitae siamo stati insigniti nel 2020 del titolo di ambasciatori del volontariato, perché non abbiamo mai smesso, neanche durante la pandemia successivamente, quindi lo hanno fatto in anticipo, ma poi abbiamo confermato l'acquisto di questo titolo. Non ci siamo mai fermati al semplice servizio che è quello di vicinanza e ascolto. Perché per noi il volontario ha praticamente un suo modo di rapportarsi alle cose, quindi laddove vede fragilità non si gira dall'altra parte, ma va a capire se c'è la possibilità di intervenire per aiutare. Non è un sostegno passivo, è un sostegno generativo, perché quando noi creiamo benessere o consentiamo alle persone di raggiungere un benessere mentale, fisico, morale, noi praticamente riceviamo in cambio un regalo enorme. Quando noi ci appelliamo a quella famosa parola che si chiama dono, ed è quello che noi ci adoperiamo, che noi utilizziamo nel nostro servizio, noi doniamo noi stessi, ma riceviamo in cambio una donazione che è altrettanto valida, la capacità di sentirci utili, e questa cosa per noi è di una gratificazione importantissima. All'interno dell'associazione si creano poi dei legami. Parlando di reti, l'associazione è una rete, anche la piccola associazione è una rete, e in questa rete si creano dei legami molto importanti che possono essere di amicizia, di mutuo aiuto e quindi di sostegno anche reciproco. Ecco, io non mi sento di consigliare chi deve andare in pensione a seguire questa o quella strada, però soprattutto invito chi deve andare in pensione a guardarsi dentro, perché interrogarsi e capire quali competenze anche umane, perché la dottoressa prima ci parlava anche di competenze umane, quali competenze umane oltre che sociali possiede. Ecco, sentiamoci di doverli utilizzare per un dovere civico. Infatti il volontario sceglie la sua strada sia per l'interesse, sia per un senso di dovere civico, ma soprattutto, io credo, per amore. Grazie. Ringrazio Yolanda Gentile per questa testimonianza che ci ha fatto entrare anche a conoscere l'associazione Vada, e do la parola alla dottoressa Miceli Ornella, presidente associazione Vada Nazareth. Prego Ornella. Non ti sentiamo, forse c'è il microfono chiuso.
Non ti sentiamo, Ornella. No, non ti sentiamo. Devi guardare giù, guarda il microfono che c'è giù, dove c'è scritto disattiva audio. È aperto. Ti vediamo bene, ma non ti sentiamo. Allora, facciamo così. Sembra un problema. Il microfono su StreamYard è aperto, ci dice la regia, sembra un problema locale, quindi potrebbe anche essere che magari lascio la parola a una prossima testimonianza e Ornella prova magari a uscire e rientrare acconsentendo al proprio PC di attivare il microfono. Grazie. Allora approfitto e lascio la parola a Carlo Trevisan, vicepresidente dell'Associazione 50+. Grazie Carlo. Grazie dottoressa Alessandra, buonasera a tutti. Ecco le mie testimonianze sul possibile aver avuto un trauma dal passaggio di pensionamento dal passaggio di lavoro al passaggio di pensionamento. Devo dire la verità, non c'è stato perché a livello di lavoro io ho sempre avuto un lavoro autonomo, per cui gestivo il mio tempo, gestivo i miei spazi, e ho deciso a un certo punto, dopo 51 anni di lavoro, di smetterla perché mi ero un po' stufato, anche perché erano arrivati problemi legati a fatturazioni elettroniche, cioè un insieme di cose che mi avevano stufato. E allora diciamo che il distacco dal momento del pensionamento, dal momento del lavoro, dal momento del pensionamento non è stato così traumatico come quello che sento dire da qualche altra persona, da qualche altro collega oggi. Io praticamente faccio parte dell'ACSCOM, che è un'associazione della Concommercio. 50+ è un sistema associativo e di servizi. Associativo appunto perché è legato al mondo della Concommercio, e di servizi perché abbiamo nel contesto sempre della Concommercio un patronato che si chiama Enasco e che svolge tutte le pratiche legate al sistema fiscale, alla tassazione, alle dichiarazioni dei redditi, alle pratiche di pensionamento, ecco, di questo genere qua. Noi siamo un'associazione che è abbastanza grossa perché siamo circa 330.000 in Italia, abbiamo una sede praticamente in ogni provincia italiana perché è sempre legata nel contesto di una sede della Concommercio. Io ho fatto il presidente per i primi 5 anni da quando ho cominciato e adesso faccio il vicepresidente perché mi sono alternato con un altro collega. E noi praticamente seguiamo le direttive che ci vengono date da Roma, dove fanno degli eventi a livello nazionale e ai quali noi ci adeguiamo, e poi abbiamo anche la prerogativa di poter in ogni provincia fare degli eventi nostri autonomi, eventi di provincia. Uno di questi è stato per esempio quello che ho organizzato io, avendo anche la delega agli eventi, proprio con la OICE di Via Nazareth. Abbiamo iniziato un ciclo, messo in piedi un ciclo di conferenze culturali, e proprio venerdì scorso abbiamo iniziato il primo ciclo appunto a Nazareth su un argomento abbastanza particolare che trattava di archeologia e che parlava della Siria, con un dottore archeologo che si è dedicato a livello di volontariato a venirci a spiegare quello che ha vissuto lui quando faceva l'archeologo in Siria e quello che ha provato nel corso degli anni
a trovare e a come lavorare in Siria. Adesso purtroppo lui, essendo innamorato solo unicamente di quella parte del mondo, non ha più la possibilità di andare a ritornare in Siria perché ci sono problemi socio-economici e di guerra piuttosto pesanti. O altre cose che noi facciamo sono diverse, perché praticamente tra quelle che organizza Roma e quelle che organizziamo noi in sede a Padova siamo sempre abbastanza impegnati. E continueremo a fare un altro evento a livello sempre di OICE, di collaborazione con l'Opera Immacolata Concezione. Questa volta lo andremo a fare alla Mandria il prossimo 4 maggio, dove faremo un pomeriggio con il notaio. Abbiamo pensato di trovare un notaio che poi è figlio di una nostra consigliera, che verrà a spiegare un po' quali sono le novità che ci ha dato la riforma Cartabia a livello di leggi per quanto riguarda tutto il discorso vario delle problematiche legate all'eredità, tante altre cose. Abbiamo visto che è un argomento molto interessante, perché l'abbiamo fatto anni fa, e quindi invito tutti, in particolar modo anche i possibili genitori di gente che sono nelle varie associazioni, nelle varie OICE, perché riguarda personalmente e direttamente loro. Ci saranno argomenti che verranno trattati, ma poi ci sarà una parte di spazio in cui più di qualche persona presente potrà fare delle domande anche a titolo personale o che riguardano poi altre pratiche legate al mondo dei notai. Ecco, altre cose che facciamo e che organizza Roma sono addirittura le Olimpiadi della terza età, dove ci si ritrova in qualche parte d'Italia, il più delle volte facendole a settembre. Andiamo molto spesso in Meridione, perché lì abbiamo la fortuna di avere un tempo che ci garantisce meglio la possibilità di svolgere queste gare, e dove tutti i nostri iscritti dai 50 anni su, divisi per categoria, gareggiano in varie discipline sportive. E un'altra cosa molto simpatica è un concorso che facciamo già ormai da tanti anni per i nostri iscritti, che magari hanno così quelle capacità o quelle vocazioni artistiche, e ecco che allora abbiamo messo in piedi un concorso di poesia, di prosa, di pittura e anche di fotografia, e anche questo ha avuto un enorme successo, perché così riusciamo a coinvolgere direttamente tutti i nostri iscritti, e abbiamo più di qualche occasione letto e sentito diverse cose molto belle a livello di poesia, a livello di prosa, e abbiamo visto anche dei bellissimi quadri, e quindi coinvolgiamo in questo modo le altre persone. Ecco, cosa posso dire? Un consiglio che io spassionatamente do, anche se non ho, ripeto, ho avuto un distacco, un trauma dal mondo del lavoro a passare a fare pensionato, posso dire e consigliare tutti quelli che si stanno accingendo a fare questo passaggio di dedicarsi sicuramente con qualche altra attività. Finito il mondo del lavoro, girate pagina se riuscite, ma sicuramente riuscirete. Dopo i primi 2 mesi in cui vorrete svagare, ma io sento molti amici che mi dicono: ma io non vedo l'ora di andare in pensione perché poi ho l'hobby di questo, ho l'hobby di quello, mi metto a viaggiare. Non è così semplice, perché passati i primi 2, 3, 4 mesi così di allegria, di entusiasmo per essere e aver finito di lavorare, poi ci si ritrova con la dura realtà di dover passare e impiegare le ore delle giornate, che sono piuttosto lunghe, vi garantisco, e soprattutto vi ritroverete ad avere a livello di
testa dei bei vuoti, pensando a quello che avevate prima, come lavoro, e a quello a cui andate incontro, vi trovate al momento che già andate in pensione con dei vuoti notevoli di spazi da riempire che non sono pochi. Quindi avvicinatevi sicuramente al mondo del volontariato, che come avete sentito da qualche collega che abbiamo sentito proprio oggi nel pomeriggio, vi dà molto e vi impegna altrettanto bene le vostre ore, o se no vi avvicinate a qualche associazione che già vi può garantire diciamo un'occupazione, anche per il solo fatto di dire mi metto a dipingere oppure mi metto a scrivere una poesia, la presento, quindi mi metto in gioco, che è una cosa importante, perché mettersi in gioco soprattutto dopo questi anni che abbiamo avuto legati al Covid e che ci hanno un po' rinchiuso in noi stessi, e mettersi in gioco di nuovo ed uscire, di ricominciare a un certo tipo di vita è molto importante anche a livello di testa. E quindi consiglio spassionato che vi do: avvicinatevi a qualche associazione oppure impegnatevi in volontariato, questo vi aiuterà senz'altro e vi gratificherà molto. Grazie di cuore a Carlo Trevisano, che ci ha raccontato anche di questa bella esperienza e di come comunque avvengano anche delle collaborazioni territoriali al di là come dire, degli eventi e delle indicazioni nazionali. Ecco, quindi grazie per farci capire che a Padova c'è un tessuto sociale importante fatto di tante associazioni, e quindi allora direi che continuiamo con la nostra carrellata per vedere se Ornella Miceli riesce a collegarsi. Magari la regia mi dice che c'è stato un problema sicuramente col PC, magari riesce a collegarsi con lo smartphone. Vediamo se non c'è Ornella. Mentre l'aspettiamo, lascerei la parola a Maurizio Marcassa, vicepresidente dell'Associazione Pensionati e Famiglie Padova. Sì, salve a tutti, buonasera. Io resterò nei limiti dei 4 minuti richiesti dalla dottoressa Alessandra Bocchio, perché ho un altro impegno alle 18 e tutto oggi è una giornata complicata, si sta tutto un po' ritardando. Comunque volevo dire una cosa fondamentale. Ecco, io non ho vissuto il passaggio, cioè non ho vissuto il trauma del passaggio dal mondo del lavoro alla pensione, perché ho continuato a fare le stesse cose che facevo prima, nel senso che mentre ero in età lavorativa mi occupavo di sport, cultura, associazionismo e volontariato con una grande associazione nazionale che è l'ICS. E concluso il rapporto lavorativo ho continuato con la stessa associazione, ma allargando un po' il giro sul padovano, nel senso che ho accettato di seguire questa associazione Pensionati e Famiglie Padova, che era un po' neonata, e quindi ho dato un po' una mano a loro. Questo mi ha consentito, e la faccio molto breve visto che poi ha coinciso subito dopo col periodo della pandemia, mi ha consentito di vivere come associazione padovana l'esperienza dell'emergenza, e quindi, come voi sapete, in quel periodo c'è stata quella rete, a proposito, come ben ha illustrato la Silvana Bortolami, quella rete tra il Centro Servizi Volontariato, il Forum Terzo Settore e la rete delle associazioni in Padova, per dare aiuto a tutte quelle persone che con la pandemia erano
scesi in situazione di bisogno e di necessità. E noi per esempio abbiamo gestito quella fase, una parte degli aiuti che riguardava la distribuzione delle mascherine, la distribuzione anche dei flaconi di disinfettante, queste cose qui. E poi invece come e questo di conseguenza ha creato una maggiore conoscenza della realtà sociale padovana, ma soprattutto un contatto con tutte quelle persone, come dicevo prima, e sono tante a Padova, più di quello che si pensa, in stato di solitudine, di fragilità, di bisogno e anche di insufficienza economica, che appunto c'è questa categoria di persone che in Italia è passata da 2 a 6 milioni di abitanti, a Padova credo sia aumentata anche in percentuale analoga. E questo ha creato maggiore umanità, maggiore comprensione anche tra di noi, maggiore bisogno di relazioni di comunità. Ecco, questa è una cosa estremamente importante, perché la Yolanda prima accennava a situazioni di solitudine. In effetti uno dei problemi maggiori è proprio la solitudine degli individui, quindi la necessità di gestire reti e relazioni di comunità. E in più ci ha dato occasione di ricostruire contatti intergenerazionali, ecco, cosa che prima magari si seguiva con meno efficacia. E contatti generazionali nel senso che si è avvicinata a questa rete di aiuti, si è avvicinata tutta una serie di giovani volontari che sono arrivati non più inquadrati nelle organizzazioni storiche o quelle che disciplinano il volontariato, lo intruppano, lo organizzano appunto, ma di giovani volontari spontanei, più di 1500 persone, giovani ma anche meno giovani, che spontaneamente si sono messi a disposizione appunto della rete di aiuti che era stata creata a Padova, e questa è stata un'esperienza molto positiva. Purtroppo, e qui termino un po' la mia brevissimo intervento, purtroppo la pandemia ha creato anche situazioni di maggior difficoltà di comprensione interpersonale, ha creato soprattutto nei giovani anche atteggiamenti, diciamo, di maggiore aggressività, di maggiore isolamento e di chiusura anche in se stessi o nel rapporto con i media o con la realtà virtuale dei social, che non sempre è positiva, ecco, e che spesso magari sto cercando di mettermi al centro ma non ci riesco, ecco, che spesso è una realtà che crea anche dei falsi valori o che induce a dei comportamenti devianti. E su questo c'è molto da lavorare, e noi associazioni di volontariato appunto siamo chiamati a un impegno maggiore, perché siamo sempre in meno e sempre più fatica. Questo è un dato nazionale che nei convegni di Bergamo è stato evidenziato. Facciamo sempre più fatica a coinvolgere i giovani in attività di volontariato gratuito come dono, come spesa di se stessi verso la comunità. Quindi dovremo anche interrogarci poi su quali nuove forme di attrazione nei confronti dei giovani possiamo mettere in piedi. Ecco, io termino qui, ringrazio l'Alessandra di avermi coinvolto anche questa volta, anche se oggi pensavo di non farcela ad essere collegato, ma insomma in qualche modo ce l'ho fatta. Grazie e buona serata a tutti.
Grazie Maurizio Marcassa, davvero che come dire, è riuscito a trovare un piccolo spazio per questa occasione, anche se so che era in mezzo a emergenze di vario tipo, quindi grazie. Nel Prego. frattempo vedo che si dovrebbe essere collegata Ornella Miceli, Associazione Vada, e quindi lascio la parola a lei. Mi sentite adesso? Sì, forte. Sì, Ah, sì, sì, sì. beh. Ecco, bene, grazie. Scusate l'inghippo, ma c'è qualcosa che non va su tutti e tre i computer che ho provato. Sempre la voce praticamente non si sente mai, benché mi dia libero tutto a posto. Quindi non capisco. Adesso sono col cellulare, scusatemi. Allora, io sono Ornella Miceli e sono la presidente dell'associazione Vada Nazareth. Dell'associazione vi ha già un po' parlato Yolanda, che è un'associazione che è presente in tutte le case della OIC ed è stata voluta a suo tempo dagli stessi fondatori perché si sono resi conto che gli ospiti, benché accuditi per tutto quel che li riguardava, avevano bisogno di contatti con persone diverse che venivano da fuori e che avessero un rapporto uno a uno o di amicizia, cioè delle relazioni affettive, come se ne si è già parlato, perché soffrivano tutti di solitudine. Allora, io ero un medico geriatra che lavorava in ospedale e quando sono andata in pensione 13 anni fa, ero già decisa a fare del volontariato perché avevo già fatto volontariato prima di andare in pensione, anche se in maniera molto ridotta perché il tempo che avevo era molto ridotto e quindi mi ero guardata in giro quali fossero le attività che potevo intraprendere. La mia conoscenza degli anziani, avendo lavorato in ospedale, in geriatria per 40 anni e più, era molto approfondita, però non volevo continuare il percorso di curare di malattie, ma di sfruttare le mie conoscenze dell'anziano per creare delle relazioni nei momenti di fragilità, che è il momento di fragilità più grande che ha un anziano, è quello di abbandonare la propria casa, i propri affetti, i propri ambienti, le proprie abitudini per entrare in un istituto di riposo. E quindi, nonostante vivano in una comunità, perdevano praticamente tutte le relazioni umane affettive e quindi avevano bisogno di questi volontari, come ho già detto. Noi praticamente l'attività che facciamo presso gli anziani è quella di compagnia essenzialmente, di ascolto, ascoltiamo molto e loro raccontano e raccontando rivelano tutte le loro ansie, le loro mancanza di affetto, mancanza di compagnia, solitudine. E queste relazioni, andando avanti, si trasformano in amicizie. Amicizie che sicuramente non sostituiranno quelle che loro hanno abbandonato nella loro vita, della loro vita passata, ma amicizie che li aiutano a rimanere connessi col mondo esterno, anche se connessa non è la parola più adatta, e avere appunto relazioni affettive. Quello che praticamente dovrebbe avere un volontario che si avvicina a un anziano istituzionalizzato è soprattutto capacità di ascolto, pazienza, molta Non sento più Ornella. Temo che sia caduta la connessione e quindi
Nel frattempo ringrazio comunque Ornella per questo contributo, mentre ci ha delineato un po' anche l'attività dell'Associazione Vada Nazareth, e lascio la parola a Maria Condò, consigliera dell'Associazione IASI Pronto Anziano. Prego Maria. Mi sentite? Sì. Mi sentite, Alessandra? Sì, certo. Bene, buonasera a tutti. Io sono Maria Condò, sono un'insegnante in pensione da diversi anni e quando ero in servizio avevo svolto attività sindacale, avevo anche svolto attività di volontariato, per cui, diversamente da quanto è stato detto da qualcuno prima di me, andando in pensione, quindi non ho avuto l'ansia, il dramma di dire ma come, cosa faccio ora? Per me è stato naturale proseguire l'attività che già avevo svolto. E allora, anzi, ho potuto godere diciamo, del fatto di avere più tempo a disposizione per poter utilizzare in tutta libertà e poter fare quello che maggiormente mi interessava, che più mi piaceva. Quindi sono diventata socia di Pronto Anziano qualche mese dopo la costituzione dell'associazione, per l'invito di un ex collega e amico che era tra i soci fondatori di questa associazione e con cui avevo già condiviso durante l'esperienza precedente di attività di sindacato, avevo condiviso diverse iniziative, per cui lui mi chiese se potevo dargli una mano. Mi ha presentato infatti le iniziative dell'associazione, che ho ritenuto molto interessanti. L'avevo incontrato proprio durante un'attività che stavo svolgendo presso un'altra associazione di volontariato e mi chiese di entrare a far parte di questa associazione. Io ho accettato l'invito, sono diventata socia, poi da socia sono entrata nel consiglio direttivo, quindi sono diventata la segretaria dell'associazione e lo sono tuttora. L'associazione IASI quindi nasce, cioè faccio un po' la storia dell'associazione, nasce nel 2012 come un'associazione in ambito ospedaliero che poteva dare supporto alle persone anziane e nasce come sportello di ascolto telefonico per proprio dare informazione e sostegno sull'utilizzo dei servizi sociosanitari alle persone che ne avevano bisogno, in particolare gli anziani. Infatti eravamo come sede proprio in ospedale accanto alla clinica geriatrica. Sin dal 2013, quindi subito dopo la Costituzione, ha aderito al progetto Pronto Soccorso Sociale Telefonata Amica, quindi noi lavoriamo molto sui progetti. Il progetto Pronto Soccorso Sociale di Telefonata Amica del Comune di Padova offre ascolto attivo ad anziani soli, privi di alcun supporto parentale, come contrasto alla solitudine di cui si è parlato ampiamente prima. E anche servizi di supporto alla domiciliarità, come disbrigo di piccole pratiche, fare la spesa, fare piccole commissioni, trasporto, accompagnamento, quindi dare aiuto a chi ha una situazione di fragilità e a chi si trova essenzialmente solo e non può essere gestito da alcun parente familiare. Io personalmente seguo una signora che non ha assolutamente nessuno, è siciliana e qui non ha proprio nessuno. Noi svolgiamo anche servizio di accoglienza in ospedale, nel corridoio del monoblocco, per dare informazioni, fornire supporto alle persone che vengono a richiedere il nostro aiuto, come informazioni sulle case di accoglienza, come poter avere un pasto agevolato oppure dove si trova determinato ambulatorio, eccetera. E riprenderà adesso, a breve, anche il servizio di accoglienza presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 6, dove facevamo servizio prima della pandemia, poi in occasione della pandemia è stato sospeso.
La nostra sigla è IASI Pronto Anziano, che vuol dire invecchiamento attivo, solidarietà intergenerazionale, e quindi Pronto Anziano. Però noi lavoriamo anche con i giovani, oltre che con gli anziani. Infatti sviluppiamo attività di collaborazione con le scuole, e attualmente nel punto accoglienza dell'ospedale abbiamo ospite una studentessa dell'Istituto Superiore Marconi che sta svolgendo il suo percorso formativo di acquisizione delle competenze trasversali e l'orientamento, che oggi si chiama PCTO e che una volta si chiamava alternanza scuola-lavoro. Siamo impegnati in progetti, come dicevo prima, finanziati dalla Regione Veneto e in collaborazione con altre associazioni. IASI Pronto Anziano, come è stato accennato, è stata promotrice e capofila del progetto regionale Rete Utenti per Caso, come è stato detto prima, che è stato spiegato dalla dottoressa Bortolami, che è la nostra presidente. Ha visto il coinvolgimento di tantissime associazioni di Padova e provincia che tuttora collaborano per soddisfare proprio i bisogni delle persone in difficoltà. Questo progetto continua, si mantiene ancora questa rete informale, ma anche come progetto regionale prosegue l'attività nel progetto Cantieri di Comunità, di cui noi facciamo parte. Aderiamo come partner ad altri progetti, quindi questo training partecipativo, poi al progetto Benvenuto con noi, partecipando ad uno dei 4 sportelli previsti, che è quello che fornisce servizi, che fornisce informazioni sui servizi sociosanitari e un po' orientamento. Ancora ci sono altre iniziative in cantiere, quindi lavoriamo attualmente, oltre che nell'accoglienza in ospedale e nel dipartimento, e oltre che nell'ascolto telefonico e nel seguire le persone che sono in difficoltà, che sono soprattutto sole, lavoriamo soprattutto appunto su progetti. Concludo dicendo, a volte ci si chiede, ma perché essere volontari? Perché? Perché secondo me prendersi cura di chi ha bisogno, fare del bene agli altri, fa bene anche a se stessi. E anche dalle altre persone che noi aiutiamo riceviamo proprio tanto. Inoltre, impegnarsi, come si diceva prima, in un'associazione di volontariato ci permette di poter continuare a sviluppare le competenze acquisite durante la nostra vita lavorativa, ma anche durante la nostra vita sociale e umana. Quindi fa senz'altro bene continuare a impegnarsi per essere attivi, e oggi si parla tanto di invecchiamento attivo come invecchiamento di successo. Perciò concludo dicendo che è bene essere, ed è molto utile a se stessi anche essere volontari. Grazie. Alessandra non si sente. Ringrazio Maria Cotò di IASI Pronto Anziano per questo contributo finale di questa carrellata di testimonianze che in qualche modo ci hanno tratteggiato sia vissuti personali, ma anche opportunità che si possono trovare nel contesto padovano per tutti coloro che magari sono interessati. Naturalmente ci sono i riferimenti delle associazioni che trovate anche sulla pagina Facebook di Longevità Attiva, sulla pagina Facebook di Rete Utenti per Caso e naturalmente su ogni pagina Facebook di ogni associazione.
Ecco, questo insomma per dire che anche ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, che hanno investito del tempo e che ci hanno donato insomma per rendere ricco questo webinar, e ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato e che ci potranno ascoltare, dato che questa registrazione verrà appunto conservata e resa pubblica. Non vedo i presenti ancora in studio, quindi se c'è ancora qualcuno, se c'è la dottoressa Bortolami che vuole fare un saluto, lascio volentieri la parola. Vediamo se c'è. Altrimenti ringrazio tutti e rinnovo alla prossima occasione che avremo cura di pubblicizzare appunto sulle nostre pagine Facebook di Longevità Attiva e sul sito di Longevità Attiva. Grazie a tutti.